Buongiorno, benvenuti a questa edizione straordinaria, possiamo chiamarla così, della nostra informazione, straordinaria non tanto per il fatto che stia succedendo qualcosa di grave in Veneto. Di solito siete abituati a vederci che usciamo a quest'ora se ci sono novità importantissime di natura emergenziale. Oggi facciamo un'edizione straordinaria della nostra informazione perché c'è una presentazione molto importante che ci riporta a un periodo difficile di quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, ovvero viene inaugurata nel chiostro M9 di Mestre dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia la mostra con i disegni realizzati dai bambini del Veneto durante la pandemia. Vi ricorderete che nelle fasi più critiche, durante il lockdown, nei momenti più complicati di quello che abbiamo vissuto finora, era stata lanciata la proposta da parte della Regione di raccogliere i disegni fatti dai bambini veneti. L'hashtag, possiamo chiamarlo così, era "Andrà tutto bene", il tema era "Andrà tutto bene", ne sono arrivati davvero moltissimi, sono ovviamente uno più bello dell'altro, sono stati raccolti e concentrati, condensati in una mostra, questa sì, straordinaria, che viaggerà nel Veneto, toccherà alcune delle città più importanti del Veneto. Noi sorridiamo, viene un po' da ridere qui in redazione e in studio perché c'è la nostra collega Ilaria Marchiori già collegata, le daremo la linea fra pochissimo, e davanti a lei ogni tanto passano dei pupazzi un po' strani, che ci spiegherà lei chi sono e cosa fanno nel chiostro dell'M9 per l'inaugurazione della mostra dei disegni dei bambini. Dicevamo, l'esposizione è stata realizzata dal Teatro Stabile del Veneto, che comprende anche una sezione in cui sono raccolte le fotografie realizzate da Marco Milillo tra il personale medico, i reparti, i malati in cui il coronavirus è stato combattuto e gestito dalla sanità veneta durante quello che speriamo di non dover rivedere mai più. Speriamo, perché i dati non sono confortanti. Poi li vediamo insieme, stiamo assieme fino alla fine della conferenza stampa di Zaia, perché notizia di servizio, vi ricordiamo che oggi alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove Zaia farà il punto stampa molto atteso, perché da qualche giorno il Presidente aveva promesso che sarebbe tornato a parlare. Dicevamo, il punto stampa, ci sono dati non proprio confortanti, ci sono situazioni anche complesse per quanto riguarda la sanità. Il Veneto, da quello che trapela dalla cabina di regia a livello statale, non dovrebbe essere destinato a entrare in giallo da lunedì, dai prossimi giorni, quindi su questo non dovrebbero esserci problemi. Sorge invece tutta la partita dei vaccini bambini, che dovrebbero cominciare dal 16 di dicembre, è stato dato il via libera dall'AIFA. Le regioni si stanno organizzando, probabilmente Zaia ci darà conferma anche di questo. Dicevamo comunque, l'esposizione dei disegni dei bambini, che verrà inaugurata fra pochissimo, è previsto alle 11 l'arrivo del governatore Luca Zaia, quindi noi siamo già collegati con la nostra giornalista e i nostri tecnici, tutto è pronto per introdurre, raccontare questo importante evento. Dicevamo, esposizione rimarrà aperta a Mestre fino al 22 dicembre. È un'esposizione che ha avuto un notevole successo a Padova, dove è stata allestita in precedenza. I bambini che non hanno ancora realizzato un disegno possono farlo sul posto, quindi se qualche famiglia, qualcuno porta i piccoli a vedere questa mostra, c'è la possibilità, c'è un angolo dedicato proprio alla composizione di eventuali nuovi disegni che finiranno nella rassegna. Infatti ci dicono gli organizzatori che ci sono laboratori didattici, fogli, colori, matite, tutto già pronto per la creazione di questi disegni, e qualunque cosa venga fatta sarà esposta direttamente. Qualcuno dovesse voler andare a vedere queste esposizioni, ci ricordano dalla Regione che
L'accesso alla mostra avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti contro il contagio da Covid, quindi con tutte le regole del caso di questo momento, regole che bisognerà aggiornare fra pochi giorni. Ricordiamo che fra pochi giorni scatterà il super Green Pass, quindi cambiano molte cose, noi le stiamo valutando, approfondendo con le nostre redazioni ormai da giorni. Vediamo se abbiamo notizie da Venezia, penso che possiamo dare la linea. Con solamente la copertura sul soffitto per non creare danni in caso di pioggia. Le persone che stanno arrivando, come vi sta facendo vedere il nostro Sando Ponchio dalle immagini, sono già tantissime, tra cui tantissimi bambini che si sono già posizionati, sono già seduti con tanto di animazione, perché lo vedete, ci sono anche le due mascotte della mostra, hashtag andrà tutto bene, proprio per allietare questa giornata. Come ha detto il governatore Zaia, in realtà non sarà una vera e propria giornata di festa, nel senso che questa non è una tappa per dare spazio a feste e celebrazioni, perché il momento che stiamo vivendo non lo permette, però comunque è un momento importante, se non altro per ricordare anche lo sforzo che è stato fatto dai bambini nel periodo della pandemia, che è stato uno sforzo non da poco, come ha ricordato lo stesso Presidente più e più volte nel corso delle sue conferenze stampa proprio in quel periodo. E che cosa è successo in quel periodo? Lo ricordiamo, si è dato vita, anzi in realtà non si è dato vita, hanno iniziato ad arrivare piano piano dei disegni da parte dei bambini che si trovavano a casa chiusi con i loro genitori, con la loro famiglia, disegni che si vedono proprio qui anche nel chiostro dell'M9, li vedete proprio alle mie spalle ma anche lateralmente, e che molti di questi raffigurano un arcobaleno e l'ormai famosa frase che aveva preso vita proprio in quel periodo: andrà tutto bene. I disegni sono davvero tantissimi e pensate che in questa seconda tappa mestrina, perché la prima, come abbiamo già ricordato, abbiamo anche già testimoniato nel corso dei nostri telegiornali, è stata al San Gaetano a Padova. Questa seconda tappa che durerà, che sarà qui fino al 22 dicembre, c'è anche la possibilità, pensate, di permettere ai bambini di poter realizzare, qualora non l'avessero fatto in quel periodo, i loro disegni da poter lasciare proprio qui e poter far parte delle tappe successive di questa mostra a cui ha voluto dare vita il Presidente Zaia, perché di disegni ne arrivavano talmente tanti che è stato molto bello, è stata bella questa iniziativa di volerli raggruppare tutti insieme e inaugurare una mostra come tra l'altro Zaia aveva promesso proprio in quel periodo. Allora ecco alcuni disegni, se Sandro può seguirmi con la telecamera, se riusciamo anche a vederli. Ad esempio questo, ovviamente non li posso staccare, c'è scritto grazie Luca di tutto, c'è raffigurato un unicorno, l'ha fatto Benedetta di 5 anni e ovviamente l'arcobaleno. Ancora ce n'è uno molto bello con un albero con scritto andrà tutto bene, in cui vengono raffigurati gli infermieri, un bambino che dall'acqua alle piante, dall'acqua a un giardino, proprio come simbolo di vita di un albero che può rinascere. E tantissimi sono anche i disegni in cui proprio si ringrazia il governatore Zaia di quello che stava facendo. Alcuni sono dei disegni un po' più elaborati, ovviamente dati dall'età, altri, eccole qui, ad esempio qui ce n'è uno che rappresenta, ve lo faccio vedere il rovescio perché non vorrei staccarlo, il coronavirus, tutto verde, altri invece l'hanno rappresentato di rosso, un po' come lo vediamo anche rappresentato nelle immagini, nelle fotografie. Eccolo qui, questo, ecco, se riesco a farvelo vedere dritto, finalmente uno, torneremo ad abbracciarci molto presto. Questo è arrivato da Sofia. Ecco, le speranze dei bambini non ci sono ancora, anche se ad abbracciarci non siamo riusciti ancora a tornare, ma l'ottimismo dei bambini, alcuni li abbiamo sentiti anche prima, è quello che prima o poi lo faremo e lo faremo proprio com'era una volta, com'era prima del Covid. Tantissime le persone che sono arrivate in questo momento, tra cui chi a breve, quando arriverà il governatore Zaia, parlerà
saranno lì sul palco che è stato allestito, dove in questo momento stanno ballando le mascotte e dove ci sono i bimbi che pronti ad assistere. Alcuni, ve lo confesso, ci stanno guardando ammirati, eccoli qui, si stanno anche salutando proprio perché vedono la telecamera che è puntata su di loro, perché sono davvero entusiasti di questo momento. Dicevo, tante le persone che sono arrivate, le figure istituzionali, naturalmente rappresentanti del comune. Ho visto l'assessore del comune di Venezia Paola Marro, ci sono i rappresentanti dell'ULSS-3, c'è il direttore generale Edgardo Contato, è appena passata anche la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Dicevo, poi per l'ULSS-3 c'è il dottor Selle, il dottor Sbrogiò dell'ufficio prevenzione, il dottor Selle del servizio igiene e sanità pubblica. Insomma, sono tutti qui perché anche l'ULSS ha dato in realtà, l'ULSS-3 Serenissima ha dato in realtà il suo contributo, l'ha dato con la realizzazione anche del famoso gioco dell'oca. Ecco, sta per iniziare, come sentite. Sì, vi sento. Vi prego tutti di sedervi, di prendere sì. spazio, tra poco comincerà l'inaugurazione ufficiale della mostra Andrà tutto bene della Regione Veneto in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. Grazie, a tra poco, buongiorno. La conferenza sta partendo, vi do questo dettaglio a Mestre, l'ho detto prima, fino al 22 dicembre, la prossima tappa sarà Belluno, dunque la seguiranno anche i nostri colleghi della redazione di Belluno e quella sarà la prossima tappa della mostra Andrà tutto bene. Ecco, non è ancora iniziato del tutto, per cui posso continuare a descrivervi un po' quello che sta succedendo. Dicevamo appunto l'ULSS-3 che è venuto in rappresentanza e che ha contribuito per quanto a livello regionale con la realizzazione del gioco dell'oca, e ci sarà proprio un'iniziativa di cui però non si può ancora svelare molto, poco prima del termine di questa esposizione, proprio dell'ULSS-3, che ricorderà i 2 anni di pandemia in un modo molto particolare, coinvolgendo anche i bambini, ma al momento non ci è dato sapere molto altro. Naturalmente la seguiremo ancora in diretta. In attesa dell'arrivo del governatore Zaia, dicevamo, ci sono anche i rappresentanti del comune, c'è anche ci sono i rappresentanti della Fondazione Venezia, c'è Michele Bugliesi, c'è anche il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, dicevamo anche la presidente del Consiglio comunale. I disegni sono davvero tantissimi e i bambini sono trepidanti, perché questa iniziativa finalmente li vede parte attiva, li vede direttamente coinvolti. Prima l'hanno fatto solo chiusi tra le mura di casa e noi sappiamo, noi che abbiamo figli e noi che con i bambini abbiamo a che fare quotidianamente anche attraverso il nostro lavoro, sappiamo che loro hanno sempre una visione della vita che è senz'altro più ottimistica di quella degli adulti, che magari tendono, ecco, in qualche modo ad essere anche un po' più realisti. Eppure grazie anche all'ottimismo dei bambini che questa mostra ha preso vita e si è potuto realizzarla, e grazie anche all'impegno che hanno messo in questi disegni e che, appunto dicevo, ora vedono essersi concretizzati con la realizzazione di questa mostra che ha voluto proprio il presidente Zaia in primis, e poi con tutta la collaborazione della regione del Veneto. Ed è anche molto bello che possa essere fatta a tappe nelle città della nostra regione, proprio perché così tutti i bambini potranno prenderne parte, perché sappiamo che i disegni sono arrivati dai bambini di tutte le province della nostra regione, quindi è giusto anche dar loro un lustro di questo tipo. Dicevo che per chi non avesse ancora realizzato un disegno, perché magari non l'ha spedito, perché magari non ci aveva pensato, ci saranno dei laboratori per poterlo fare proprio qui. Ecco, è arrivato anche il presidente Zaia, io vi lascio all'intervento del presidente e delle altre autorità. Buongiorno. Adesso parlo. Volevo solo dire 2 cosine. Se fossimo nei vecchi teatri in un tempo, l'impresario sarebbe uscito e avrebbe detto, reduce dai grandi successi di New York, Parigi e Mosca, e invece noi veniamo da Padova.
dove il successo c'è stato, molto bello, commovente, tanti bambini come voi, tanti genitori come quelli che vedo dietro, perché questa è una cosa che abbiamo fatto proprio bene a fare, è un'idea che nasce da voi, che avete mandato delle cose bellissime al Presidente e il Presidente ha chiesto di farle vedere a tutto il Veneto. Quindi dopo questo incontro andremo a Belluno e oggi, dopo aver ringraziato tutti quelli che hanno messo mano alla mostra e che l'hanno finanziata, direi che è ora che il Presidente della Regione, Luca Zaia, vi dica delle cose. Facciamo un applauso. Il butta dentro e butta dentro. Questo signore è il presidente del Teatro Stabile del Veneto. Io quando gli ho dato l'incarico gli ho detto: ma ricordati dei ragazzi, hai organizzato qualcosa per i ragazzi? Esatto, guardali. Subito dopo ci sono c'è uno spettacolo bellissimo. Siete pronti? Boh, allora facciamo breve allora. Tanto un super applauso per tutti quelli che hanno lavorato, che è un modo per ringraziarli e lo facciamo con forza, perché hanno lavorato al freddo. E poi io direi, facciamo anche l'autoapplauso a tutti voi, perché se non ci foste stati voi la mostra non esisterebbe. Mi avete mandato 1300 disegni, poi circa 300 lettere, un sacco di opere anche, e noi le abbiamo organizzate e abbiamo pensato che la storia del Covid sia raccontata con originalità e da gente seria, che sono i ragazzi, i bambini. Quindi bravi e grazie per averci mandato tutti questi disegni. Allora, sapete cosa dico io? Che i bambini e i ragazzi sono stati quelli che in assoluto hanno rispettato le regole, hanno portato la mascherina e sono anche quelli che hanno sofferto di più. Vi ricordate quando eravate chiusi in casa? Cosa facevate? Visto? Non funziona. Ma oltre a niente cercavate anche di studiare. E cosa vi mancava di più? Uno alla volta, su una mano. Vai. 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 Vai, via voi due e poi finiamo. Bene, allora, vi mancavano le maestre, e questa è una bella dichiarazione, gli amici e compagni e poi andare all'aria aperta. Voi siete quelli che hanno sofferto di più il Covid, ma siete stati bravissimi, lo si capisce dai disegni. Non avete mai mollato, avete disegnato tanti arcobaleni e avete dato la forza anche ai grandi di capire che comunque dopo la pioggia arriva il sereno. E quindi voi siete i materiali vincitori morali di quella che è stata la partita del Covid. Attenzione che non è finita, lo sapete, no? Non è finita. Quindi dovete continuare a portare le mascherine, dovete rispettare le regole, ne stiamo venendo fuori, però è fondamentale capire che in questo periodo qualche problema c'è ancora. Lo dobbiamo fare per quelli che sono in ospedale, che sono lì ammalati, che magari non ce la fanno a guarire. Lo dovete fare per i vostri amichetti che magari hanno qualche difficoltà, magari non stanno proprio bene di salute e non possono prendersi il Covid. Prego. Ma quando finisce il Covid-19? Allora, il Covid-19, se io sapessi quando finisce, sarei miliardario. Ma finirà. Pensate che gli antichi veneziani dicevano che una pandemia dura 2 Pasque e un Nadal, cioè 2 Pasque e un Natale. Siamo quasi a ridosso del secondo Natale, 2 Pasque le abbiamo già fatte. Però è vero che oggi, a differenza di un anno fa, abbiamo 1/4 dei ricoverati. Quindi abbiamo ridotto di 3/4, cioè se prima avevamo 100 persone in ospedale, adesso ne abbiamo 25. Quindi vuol dire che la vaccinazione sta funzionando.
E io dico anche che gli adulti che ancora non hanno valutato o pensato di vaccinarsi lo dovrebbero fare, cioè dovrebbero valutare questo, perché così aiutiamo tutta la nostra comunità a uscirne. Io vi ringrazio veramente di cuore per tutto il lavoro che avete fatto. Mi aspetto poi una nuova mostra con i disegni del post-Covid. Voglio vedere solo festa, parchi, animali. Nessuno mi ha detto che non è riuscito a portare fuori il cane al parco. Sì, ma qua nessuno di voi ha l'animale a casa. Cos'hai? Madonna, è uno zoo a casa. Cosa avete? Ditemi. Qua ragazzi, dai, il gruppetto lì. C'è un popolo di allevatori siete. Però nessuno, ditemi. 4 gatti e un cane, un coniglio, 2 tartarughe, se sono tante però tartarughe, un gatto. Finiamo il giro, un criceto, scusa non ho capito, 3, i pesci, bene. Nessuno ha a casa una gallina? Avete visto che ho avuto un bambino, Damiano, e anche un altro bimbo, ma non ricordo il nome, che mi ha mandato le uova, alleva la gallina per fare le uova perché diventino pulcini. Mi sa che la prossima volta vi regalerò un pulcino. Così i vostri genitori faranno i salti di gioia. Io vi ringrazio ragazzi, grazie ancora e bravi. Però nessuno gli ha chiesto a lui che animali ha a casa. Che animali hai? Io ho un cane che è un bulldog, sapete com'è il bulldog? Quello grosso. E poi un cavallo. 1. Diciamo adesso sarebbe -1. Va bene. Allora, prima di andare avanti con l'assessore Mar, volevo farvi vedere un filmatino, breve, piccolo. Saranno esposti i disegni, i bimbi che non hanno fatto vedere i disegni li possono portare e li esponiamo, e quelli che non hanno fatto i disegni a casa e vogliono fare un disegno vengono lì e disegnano lì e esponiamo il disegno. Che resti consolidato che questa tragedia, chi l'ha vissuta sono stati i giovani e tutti quelli che comunque hanno perso 16 mesi di libertà da adolescenti o da bimbi. Bene. Il sindaco Brugnano mi ha chiesto di salutarvi, ma oggi ci sono più ministri a Venezia che spaghetti dentro un piatto di pasta, quindi l'assessore Mar lo sostituisce molto più che degnamente. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le autorità. Avete visto che qua abbiamo il Presidente della Regione, quindi
dovete pensare che siete importanti. Poi saluto tutte le autorità civili e militari presenti e anch'io voglio parlare con voi. Ho guardato un po' i disegni, io non ho figli, quindi non so. L'unica roba che ho pensato è stata questa. Ma io come avrei reagito se mi avessero detto di stare chiuso in casa? Già facevamo fatica noi adulti, figuriamoci quanta ne avete fatta voi. Però, guardando i disegni, ho visto che c'erano tutti disegni speranzosi. Voi cosa avete pensato durante quel periodo? Che vi mancavano? Come avete risposto il Presidente, i vostri amici? Vi mancava uscire assieme? Però noi adulti abbiamo pensato che vi sono stati sottratti in maniera... è come se foste andati in un carcere per 1 anno e mezzo. È come se vi avessero messo in prigione. Però nonostante tutto, nei disegni che ho visto in giro c'era tanta fiducia. Fiducia nelle istituzioni, fiducia nel Presidente, fiducia nel fatto che la sanità efficiente avrebbe potuto portarci fuori, fiducia nella propria famiglia, perché forse siete stati anche più insieme ai vostri genitori se non facevano i medici, gli infermieri, se non lavoravano in settori che non potevano chiudere. Affetto nei confronti dei vostri compagni, giusto? Che vi mancavano tanto. E forse per la prima volta vi siete accorti quanto vi mancavano i vostri compagni con cui magari di giorno anche litigate quando siete a scuola, giusto? Ecco, però nonostante tutto non avete perso la speranza. Io non ho visto disegni di bambini preoccupati, di che cosa sarà. Fiducia, ho visto tanta fiducia. E questo sapete che cos'è? Un dono pazzesco per chi, come il Presidente, come le altre persone che amministrano la città, i sindaci, gli assessori, i consiglieri, chi lavora negli ospedali, i direttori sanitari. È un dono pazzesco, perché dove noi vacillavamo un po', cioè avevamo paura, voi che siete la nostra speranza, ci avete dato speranza. Quando noi dovevamo rassicurarci, ci avete rassicurato voi. Quindi voi avete fatto una parte, avete rinunciato a tantissimo, ma avete fatto una parte fondamentale e i disegni vostri lo dimostrano. Quindi il vostro grazie diventa, il grazie alle istituzioni e la vostra fiducia diventa il nostro punto di partenza per guardare al futuro in maniera migliore, cercando di darvi tutto quello che abbiamo per far sì che magari recuperiate, anche se non si può, in un'altra maniera, gli anni che avete perso. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i bambini del Veneto che ci hanno dato la forza, la speranza e la possibilità di andare avanti, e adesso noi abbiamo la responsabilità di darvi un futuro migliore. Grazie. E per fare questa cosa qua, insomma, abbiamo avuto grande aiuto da parte dei comuni. Veramente io ringrazio personalmente tutti i sindaci che ci hanno dato una mano, e poi c'è stato qualcuno che ci è stato molto amico, in questo caso la Fondazione di Venezia. Lui è il professor Bugliesi, è stato rettore dell'università, pensa un po', e adesso presiede benissimo la Fondazione di Venezia. Grazie. Allora, come diceva il Presidente, io in effetti sono stato abituato da 25 anni quasi ad avere davanti a me dei bambini più grandi di voi, e devo dire che non ho mai visto tante domande, tanta interazione, quindi facciamo un applauso ai bimbi, perché io stavo bravo anche il Presidente a sollevare le domande.
per noi è bellissimo avervi qui, questo è un luogo che, insomma, in cui la Fondazione ha investito tanto e lo vuole vedere vederlo vivo, popolato da bambini, dalle famiglie, dalla città. Continuiamo a dire che M9, che è un progetto della Fondazione di Venezia, vuole essere una casa aperta alle famiglie, ai territori, alle comunità, e occasioni come queste danno il senso di cosa vuol dire essere aperti. Avere voi qui significa che ringraziamo per averci eletti come uno dei luoghi, perché non era scontato, e partecipiamo con grande gioia e con grande partecipazione e con grande senso di partecipazione. Il museo stesso è una casa aperta ai bambini. Quanti di voi sono stati al museo M9? Wow, super! Hai visto? Bravissimi! E vi è piaciuto? Ecco, non eravamo istruiti, insomma, facciamo tante cose per voi e con voi. Abbiamo un programma che continueremo ad alimentare. Luca Molinari è il direttore scientifico del museo. Facciamogli un applauso perché a lui e a tutto lo staff. Abbiamo il Children, che è un progetto della regione, abbiamo l'M9 Kids. La mostra tra qualche mese avrà delle sezioni aperte ai bambini come voi, della vostra età. Siamo qua, vi accogliamo con grandissimo piacere, speriamo di vedervi in queste giornate a popolare i luoghi e a rendere vivo tutto questo complesso che è bellissimo per la struttura che lo ospita e per le persone che lo popolano. Grazie tantissimo e complimenti per tutti i disegni che avete fatto. Allora, abbiamo finito. Prima dell'inaugurazione c'è una maestra, penso, Micaela Velli, dov'è? Eccola qua, che vuole... Chi è che diceva che gli mancava la maestra? Eccola qua. Paola, dammi il microfono. Buongiorno, io volevo dire, Presidente, non so, che faccio il lavoro più bello del mondo. I miei scolari fruiscono tantissimo dell'M9, mi sono dimenticata sulla panca la borsetta che volevo tenermi dell'M9 e abbiamo deciso di scriverle quando avevamo saputo appunto che ci sarebbe stata questa mostra. Allora noi i miei scolari hanno fatto il passetto successivo e hanno voluto fare dei disegni dove hanno scritto che cosa secondo loro significa essere un capo, perché sono rimasti molto colpiti del fatto che lei ci abbia risposto e veramente sono entusiasti. Io non credevo a che livello loro fossero entusiasti di essere qui. Allora sono i disegni e inoltre noi nel periodo di pandemia abbiamo scritto un libretto che loro hanno illustrato dove ci sono le storie di cosa diventeranno loro da grandi. E questo libretto che noi le regaliamo è stato stampato con il patrocinio del Avapo Junior, qui c'è la Presidente, e del reparto di pediatria dell'ospedale All'Angelo. E sono delle storie semplici, ma a noi fa tanto piacere che lei già lo tenga in mano, francamente. Cioè, io vorrei conoscere Lorenzo. Dov'è Lorenzo qua? La rockstar. Cosa vuoi fare? Ma sai che deve studiare la musica? Che qua non ci sia qualcuno che pensa di fare qualcosa senza studiare. Attenzione, perché anche per fare la rockstar bisogna studiare, se no il palco non ti tiene, mi raccomando. Quindi bisogna fare cosa? Prima di tutto studiare.
Ne sono persuasi, infatti, si intitola Un'aula magica perché sono tutti bravissimi. Complimenti. Poi ho visto che c'è Gaia che vuole fare lo chef. Ho visto un sacco di... Dov'è Gaia? Eccola là. Cos'è che ti piace cucinare? La carbonara, brava. Pensa alle Poi transaminasi. Daniel che vuole fare l'architetto. Qua avrei una barzelletta sugli architetti, ma mi prendo 9 colonne, apertura, prima pagina. Evito di raccontarla. Dopo te la racconto visto che sei architetto. No, Presidente, c'è, siccome queste cose qui sono come le ciliegie una tira l'altra, c'è anche la maestra Lucia, eccola qua. Maestra, un applauso per la maestra Lucia. No. Ma guarda, nessuno che vuole fare il mio mestiere? Ah, almeno uno? Come è complicato? Non c'è mica sempre il virus. Si sono divertiti tanto in C'è anche passato. l'alluvione, c'è anche l'alluvione. Cioè, se vuoi le elenchiamo tutte, Però pensate che qui tra di voi c'è un bambino che tra qualche anno farà quello che faccio io. E qui tra di voi c'è un bambino che tra qualche anno farà quello che farà il rettore, che farà il direttore del museo, che faranno le vostre insegnanti, che fanno le vostre insegnanti. Quindi avete capito che la vita non si ferma ma continua. Quindi bisogna studiare. Grazie. No, grazie a voi, grazie. Io devo consegnare un libro, però adesso creiamo un incidente qua. Per 2 maestri un libro non si fa bene. E facciamo un libro per un libro, dai, ecco qui. Vi do il mio libro, poi ve lo dedico a tutta una classe. Quante classi sono? 2. Alle 2 classi, ecco. non è consigli per gli acquisti. Grazie, grazie. Presidente, questi sono altri disegni che hanno fatto i bambini della nostra scuola Vecellio. Grazie, Per posso lei, aprire? certo. Che verranno subito esposti, Ah, grazie. Grazie mille, grazie. Adesso inauguriamo, non prima, non dopo, anzi, che io vi abbia detto che su tutti i pannelli potete scrivere, dire i vostri pensieri, pasticciare, potete fare quel che volete. E adesso c'è la inaugurazione. Vedete, c'è il nastro, le forbici, mancate voi. Allora, i più piccoli passano questa vita. Ah sì. Tirate, guardate, i più bassi, i più piccoli. Questi fumetti viventi sono gli alcuni di Treviso, che tutti sicuramente già conoscete. Dai, cascagli addosso. Sono melodioso, poi bisogna che spiegare. E io non so suonare. Dai, così gli stacchi un braccio. Ma questi suoni, cosa sono mai? Sono suoni che non sai. Ma questi suoni, cosa sono mai? Sono note che non sai. Eccoci qua. Poi ricordatevi di restituirle. Mettila qua. Guardate che è un mestiere, Dai. Allora, adesso, sicuri che non c'è dita Buon. 5, 4, 3, 2, 1, via. Tagliamo questo nastro? Oh, bravo. Le forbici
Amici, restituite le forbici che vi fate male. Rosa scura, se lo dipingi di rosa, diventa all'improvviso un'altra cosa. E adesso me lo dite. Rosa, diventa all'improvviso un'altra cosa. Che paura, un lupo fa paura. Ma se chiudi gli occhi pianino, lo puoi far trasformare nel pulcino pino che scappa come scappa un moscerino. Che paura, la strega fa paura. Ma se conti fino a 3, la fai diventare un bel bignè al 3 e poi la inzuppi dentro al tè. Ma se copri gli occhi così, lo puoi far diventare un colibrì, ma sì, che scappa via lontano col tassì. Che paura, un mostro fa paura. Ma se lo vuoi davvero, lo puoi far diventare un coso nero, nero, che fugge via veloce come un treno. Che fugge via veloce come un treno. Che fugge via veloce come un treno. Metti la chiave nella serratura, ping. Apri la porta, prendi la cintura, ping. Si chiude temporaneamente questa fase di questa iniziativa. Ricordiamo che il presidente Luca Zaia è a Mestre nel chiostro M9 per inaugurare la mostra dei disegni dei bambini veneti fatti durante la pandemia, il classico andrà tutto bene, declinato secondo la sensibilità, le mani, i colori, i pastelli, le matite di ogni bambino. I disegni sono davvero tantissimi, saranno esposti fino al 22 di dicembre. Adesso l'idea era quella di intercettare il governatore alla fine della conferenza, della presentazione del taglio del nastro, però vediamo che è stato intercettato prima dai suoi piccoli fan, dai piccoli che hanno partecipato a questa mattinata. Sappiamo che al termine di questa parte ci sarà uno spettacolo dedicato proprio ai bambini con quei pupazzi, quei personaggi del mondo animale che abbiamo già visto prima durante le prime fasi della nostra diretta. Pensiamo però che ci vorrà qualche minuto ancora, perché vediamo che Zaia sta firmando un po' di autografi ai bambini che si sono presentati attorno a lui alla fine del taglio del nastro. C'è stato parecchio entusiasmo da parte dei bimbi. Sappiamo che è a disposizione di tutti quelli che parteciperanno che visiteranno la mostra, è a disposizione un angolo con pennelli, pennarelli, probabilmente anche qualche educatore, qualcuno che, ecco, vediamo qui i selfie di Rito, qualche educatore che per disegnare un andrà tutto bene anche sul posto. Tutto quello che verrà prodotto dai bambini sarà poi messo immediatamente in mostra, quindi è un'esposizione che si muoverà poi anche a Belluno, Rovigo, sappiamo che deve andare, ci sono c'è la lista dietro, Verona, poi sappiamo che si concluderà a Vo e anche a Treviso ovviamente. È un'esposizione che verrà ingrossata, le cui fila verranno ingrossate ogni volta dai nuovi disegni, perché ci hanno detto gli organizzatori che sono tantissimi i bambini che andando a dare un'occhiata, magari qualcuno l'ha già fatto il disegno ma ha piacere di farne un altro, quindi c'è la possibilità di farne ancora. La mostra, ricordiamo, è aperta fino al 22 dicembre, c'è uno spettacolo collegato a questa
iniziativa. Fra un'ora esatta, questa è una notizia di servizio perché si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, fra un'ora esatta saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove è in programma un'importante conferenza stampa del governatore Zaia. Stavolta non si parlerà di disegni, di mostre o di andrà tutto bene, si parlerà del seguito dell'emergenza coronavirus, perché nel frattempo ci è arrivata un'ANSA molto importante che dice che le regioni e province autonome con incidenza più alta di casi Covid-19 vedono questa settimana al primo posto la provincia autonoma di Bolzano con 645 contagi per 100.000 abitanti. A seguirla ci sono 3 regioni che superano quota 300 e questa parte interessa direttamente il Veneto. Infatti ben oltre, anzi il livello di soglia fissato a 50 casi per 100.000 abitanti c'è il Friuli con 336,3 casi e poi il Veneto con 317,1, quindi segue la Valle d'Aosta con 309. La media nazionale, questo è il dato che dà un po' più da pensare, è a quota 155. Questo dato è aggiornato al 2 dicembre ed è evidenziato dalla tabella sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità del Ministero della Salute. Pare però che non ci siano problemi immediati per il Veneto per quanto riguarda il passaggio in eventuale zona gialla, quindi oggi non dovrebbero arrivare notizie sul passaggio di zona della nostra regione. È più plausibile che arrivino notizie sull'avvio della campagna vaccinale per i più piccoli. Sappiamo che dal 16 dicembre la campagna vaccinale verrà estesa anche ai bambini fra i 5 e gli 11 anni come indicato dall'AIFA, e questo vuol dire che bisognerà riorganizzare tutto, perché le dosi per i bambini saranno 1/3 rispetto a quelle che vengono inoculate ora agli adulti. Ci sarà un richiamo da fare a 3 settimane, questi sono ancora dati non ufficiali, sono bozze dei giorni scorsi, sappiamo che bisognerà poi avere l'ufficialità. Pensiamo che Zaia faccia la conferenza stampa, sia in conferenza stampa oggi, proprio per questo motivo, quindi informazioni importantissime anche sotto il profilo proprio logistico, in arrivo fra poco, fra meno di un'ora, ricordiamo 12:30 collegati da Marghera. Adesso cerchiamo di capire se il governatore fa un punto stampa, se scambia 2 parole con i giornalisti. No, al momento sta salutando un po' di persone, però Buongiorno Presidente, siamo in diretta con Antena 3. Allora, seconda tappa della mostra Andrà tutto bene, oggi qui a Mestre nel chiostro dell'M9. Cosa ha detto ai bambini? Innanzitutto di continuare a studiare, questo è importante anche per fare la rockstar. Beh sì, anche perché mi hanno consegnato un libercolo, insomma una produzione letteraria, definiamo così, dei desiderata, dove ogni bambino ha scritto cosa vuol fare da grande. Io ho ricordato, se volete anche una banalità, che bisogna studiare, anche per fare qualsiasi minima attività bisogna studiare, ma i bambini insomma hanno dimostrato fino in fondo di essere ben coscienti del ruolo che hanno nella società e del ruolo che ha l'istruzione. Ecco, però nessuno ha detto di voler fare il governatore, sono evidentemente terrorizzati da quello che hanno visto negli ultimi 2 anni almeno. Ma un bambino ha detto Massa Casini. Io penso che abbiano invece dimostrato di avere uno spaccato anche di desiderata interessante, si va dal cuoco alla rockstar, al DJ, al meccanico, all'ingegnere, all'architetto, insomma un po' tutte le attività. Penso che questo dia anche faccia ben sperare per il futuro, perché comunque siamo davanti a un popolo di bimbi che non ha mandato alla massa il proprio cervello, ma sono assolutamente in grado di programmare la loro vita, di pensarla, e penso che i risultati si vedano. Ecco Presidente, lei è favorevole al Super Green Pass e per quanto riguarda l'obbligo vaccinale? L'obbligo vaccinale, guardi, io penso una cosa, che l'obbligo vaccinale, se è serio, qui non è attuabile. Cioè, obbligo vaccinale, qualcuno dovrebbe spiegarci cosa intende, perché se obbligo vaccinale è scriverlo e non applicarlo, fa ridere. Se applicarlo vuol dire obbligare le persone a vaccinarsi anche se non vogliono.
stento a credere che in questo paese, ma comunque in giro per l'Europa, si possa far così. Tant'è vero che la Germania ha prodotto come obbligo vaccinale sopra i 60 anni e se non ti obblighi paghi una multa. A questo punto vorrà dire che i ricchi pagano per non vaccinarsi, i poveri devono o scappare dai controlli o farsi il vaccino. Non mi sembra una roba molto corretta. Poi c'è anche il caos che riguarda i tamponi, soprattutto negli ultimi giorni. Ma guardi, noi siamo oberati da contact tracing, da tamponi, ne facciamo 140.000, consideri che l'anno scorso a dicembre viaggiavamo sui 50.000. Non abbiamo purtroppo, dobbiamo dare delle priorità sono gli infetti e coloro che devono essere tracciati per evitare che l'infezione si diffonda. Quindi questa è stata la nostra scelta di priorità, senza voler assolutamente avere astio o posizioni precostituite contro qualcuno. Tutti i cittadini hanno diritto ad essere curati e seguiti, però oggi c'è chi ha più bisogno, che sono quelli che si sono infettati o sono infetti e non sanno di esserlo perché sono contatti stretti. Quindi ecco, diciamo, i non vaccinati che volessero continuare a effettuare i tamponi dovranno andare nelle farmacie. Ma gradualmente, nel senso non è che si spento l'interruttore del tutto, però nel senso di punto in bianco, però è vero che le farmacie e i privati diventeranno i riferimenti. Ecco, e prime dosi non serve l'appuntamento invece? No, accesso libero e poi dico strabiliante la performance del Veneto, che siamo da 2 giorni primi per vaccini in Italia, ieri 47.000 inoculazioni, oggi 42.000, purtroppo abbiamo 3.116 contagiati negli ultimi 24 ore, il che fa capire che il virus circola alla grande. Ecco, sono arrivati anche i complimenti all'Italia da parte della Merkel. Insomma, andate a girarli a quelli che a marzo-aprile del 2020 ci dicevano che dovevamo imparare dai tedeschi. Evidentemente vorrei sapere dove sono spariti questi fenomeni, visto considerato che adesso non parlano più. Il Veneto però è stato un po' capofila di tante iniziative in questi 2 anni. Sì, decisamente sì, lo abbiamo dimostrato su molti fronti. Guardi, le cito solo un dato, non è un caso che siamo oggi la regione che consuma, utilizza metà degli anticorpi monoclonali che si utilizzano in Italia. Questa è la dimostrazione di aver sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo, sia sul fronte della diagnostica che sul fronte delle cure. Devo andare, ragazze. Ci sono medici di base come quello di Jesolo che fanno quindi certificati per allergie che non sono mai esistite per evitare il vaccino. Il direttore dell'ULS 4 ha detto che delinquenti. Guarda, io non conosco i casi, però dico chi fa certificazioni non conformi alla realtà, non rispondenti alla realtà, commette un reato, punto, e va punito come tale. Ne faccio solo una anch'io. L'ULS 3 per la campagna vaccinale sta facendo accordi con i privati per avere una mano, una cosa che si farà anche a livello regionale. Ma in alcuni posti la si fa già, nel senso che comunque si cerca di fare rete, anche perché vogliamo dare modo ai cittadini di vaccinarsi velocemente e questo lo si può fare solo se siamo un grande network. Considerate che 47.000 vaccinazioni non sono poche, noi ieri siamo stati i primi d'Italia anche oggi. Un'ultima cosa, Presidente, qui siamo nel chiostro dell'M9 e sappiamo tutti che l'M9 non va bene, cosa si può fare per rilanciarlo? Ma non va bene, intanto io penso che c'è un progetto di crescita, ho visto bei progetti per delle mostre da farsi e noi siamo assolutamente al fianco di chi gestisce l'M9, quindi la fondazione, del suo direttore. Ovviamente limitatamente le risorse, ma noi ci siamo. Grazie. Sono qui! Qua. Adesso qua. Hai capito? Ma sono qui, oh! Ecco, avete sentito dunque le dichiarazioni del Presidente Zaia, al di là di quella che è stata l'inaugurazione della seconda tappa della mostra Andrà tutto bene dei bambini. A brevissimo il governatore sarà nella sede della Protezione Civile a Marghera per il consueto punto stampa e dunque lì saranno molte altre le novità che noi continueremo naturalmente a seguire in diretta. Nel
frattempo qui l'iniziativa all'M9 qui con i bambini sta andando avanti con dell'animazione, come avete sentito. Allora il presidente Zaia ha anche detto che per quanto riguarda l'obbligo vaccinale è di difficile attuazione, ha commentato anche le congratulazioni che sono arrivate dalla Merkel all'Italia per come sta gestendo la campagna vaccinale, per come sta gestendo anche l'andamento della pandemia, però appunto ha voluto evidenziare, perché certe cose non si dimenticano, come invece a marzo non arrivassero tutti questi complimenti da parte della Germania e anche degli altri paesi. Ora il governatore se ne sta andando, perché appunto deve andare al punto stampa di Marghera, e se non ci sono domande io restituisco la linea allo studio. Ilaria Marchiori per questo collegamento. Allora, abbiamo sentito anche le prime dichiarazioni di Luca Zaia sulla situazione attuale, lo risentiremo poi naturalmente con tutte le altre notizie del caso alle 12:30 in quella che sarà insomma la conferenza stampa ufficiale del giorno. Questa era una conferenza stampa al volo proprio mentre il governatore usciva dall'inaugurazione della mostra dei disegni dei bambini fatti durante la pandemia. Il titolo della mostra ovviamente è Andrà tutto bene, perché questo è il tema. Adesso i bambini si stanno godendo uno spettacolo dedicato a loro, dopo tutte le parole, dopo tutte quelli che sono i vari interventi delle autorità politiche, scolastiche, insomma la classica inaugurazione di una mostra. Adesso c'è il momento dedicato proprio solo ai piccoli. Ricordiamo, la mostra all'M9 di Mestre è aperta fino al 22 dicembre, per gli orari basta andare sul web, c'è scritto tutto. Si muoverà poi questa mostra, è destinata a spostarsi in tutti i capoluoghi di provincia del Veneto e ha già toccato Padova con un successo notevole, ci dicevano gli organizzatori, e chiuderà a Vo, chiuderà in modo simbolico dove tutto è iniziato. Ricordiamo quel giorno di febbraio eravamo in diretta anche noi da Vo, è iniziato tutto lì, i primi casi, poi quello che è successo ce lo ricordiamo fin troppo bene. Si spera anche in questo modo di dare senso a una metafora, di finire dove tutto è iniziato e di poter magari ricominciare facendo in modo che quello che hanno scritto i bambini, ovvero andrà tutto bene, con i limiti di quello che è stato visto, con i lutti infiniti che stiamo vivendo in Veneto ormai da troppo tempo, possa dirsi finito. Adesso noi andiamo avanti con la nostra informazione, perché abbiamo tantissime notizie comunque da dare. C'è la cronaca, ci sono le novità sul Covid. Staremo in diretta a questo punto fino alle 12:30 per poi passare la linea al governatore Zaia. Ricordiamo temi di giornata: vaccini alla fascia 5-11, eventuale passaggio in zona gialla non dovrebbe arrivare perché la cabina di regia, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero hanno detto che in teoria il Veneto non dovrebbe andare in giallo nei prossimi giorni. I numeri non sono affatto buoni. Zaia ha parlato di oltre 3.000 positività, poi vedremo effettivamente come si muoveranno i dati. Adesso andiamo a rivedere con la regia di Fabio Verin gli ultimi dati disponibili che abbiamo, perché vedete erano 2.873 le nuove positività riscontrate. Questa è la tabella di ieri, è per capire effettivamente il salto che ci sarà, perché superiamo quota 3.000 positività, l'ha annunciato Zaia, ha detto solo quel numero, ha dato solo quel dato ed è già quello molto grave. Eravamo a 2.873 nella giornata di ieri, ci sono state addirittura 6 vittime a causa del Covid, erano 4 negli ospedali, lo ricordiamo, 2 in strutture extra ospedaliere. In Veneto a oggi, possiamo dire a ieri sera, perché i dati nuovi non li abbiamo ancora, c'erano 33.828
positivi, 111 posti letto occupati in terapia intensiva, 588 quelli in area non critica, entrambi gli indici sono in aumento. Zaia, dicevamo, ha annunciato una conferenza stampa per oggi, probabilmente anche per chiarire questi dati che iniziano a farci un po' preoccupanti. Allora, torniamo in studio per vedere i servizi già preparati dalle nostre redazioni. Si parla di variante Omicron, addirittura sono in corso proprio in queste ore gli studi su questa variante per capire quali potrebbero essere le ricadute, le ripercussioni non solo sulla pandemia, ma proprio sulla gestione, sulla logistica della gestione di questo evento disastroso, e ne ha parlato la nostra redazione padovana con Azienda Zero. Non si conosce ancora in Veneto dove la prevalenza dei nuovi positivi deriva dalla variante Delta, ma le autorità sanitarie hanno alzato la guardia nei confronti della nuova variante del Covid-19, la variante Omicron. Per questo, da circa una settimana, su input della Regione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 8 Berica ha preso in carico 5 connazionali residenti nel territorio di competenza rientrati dal Sudafrica, stato dove la variante si è pericolosamente diffusa o arrivati in Italia dopo uno scalo in Sudafrica. Attualmente sono negativi, stanno bene, osservano però precauzionalmente un periodo di quarantena, per cui per il momento possiamo dare un'informazione di tranquillità. Può essere che questa variante sia maggiormente contagiosa, ma non è ancora provato che dia una malattia grave o che non sia fronteggiata dall'argine vaccinale. Messaggio rassicurante quello che arriva dalle autorità sanitarie, che ricordano ai vicentini, in vista del 6 dicembre, che non serve prenotazione per chi volesse fare la prima dose di vaccino. Al fine di favorire al massimo chi desidera usufruire in questo momento dell'inizio vaccinazione, l'unico accesso libero, lo ripeto, è per le prime dosi. Possono presentarsi negli orari di apertura dei centri. Tutte le altre dosi booster invece è preferibile e l'entrata viene concessa appunto su appuntamento, proprio perché altrimenti si creano assembramenti e fraintendimenti con la popolazione. Restiamo a Padova perché l'ULSS 6 ha deciso che nei Covid Point si faranno solo tamponi diagnostici, stop quindi ai test per non vaccinati che vogliono il Green Pass. Tamponi solo per chi ha i sintomi, basta invece i tamponi per i non vaccinati che necessitano di Green Pass. I Covid Point dell'USL 6 Ugania sono i primi in Veneto a mettere in atto la stretta regionale ai tamponi non diagnostici, ovvero quelli a pagamento. In queste settimane, con l'aumento dei contagi, la forza lavoro dell'USL padovana è destinata al tracciamento dei contatti e con il boom di richieste di terze dosi e anche di prime dosi di vaccino, molti operatori sono stati messi a rinforzo anche del personale impiegato negli hub vaccinali. In realtà, fin dall'inizio in tutti i Covid Point della provincia di Padova le richieste di tamponi a pagamento sono state scarse, al massimo un centinaio al giorno, da qui la decisione di sospenderli progressivamente per dare spazio ai tamponi diagnostici e per il tracciamento dei contatti dei positivi. A questo si aggiunge la mole di lavoro dei tamponi nella RSA, nelle strutture ospedaliere e nelle scuole sentinella. I tamponi a pagamento per il Green Pass si faranno ancora per qualche giorno fino ad esaurimento delle prenotazioni di novembre, poi i test si faranno solo a chi ha sintomi o è un contatto stretto di positivi. Dopo Padova, che chiude i Covid Point ai Novax, potrebbero aggiungersi anche l'USL Serenissima e l'USL Scaligera. Sempre sul versante dell'ULSS 6 c'è stato un attacco informatico che ha messo a rischio la sanità padovana. Più che un attacco singolo, una serie di attacchi da parte di hacker, questo è il nome che viene dato ai pirati informatici, che ha bloccato i server dell'azienda sanitaria. Cosa vuol dire in termini pratici? Vuol dire che sono stati bloccati da questa notte operazioni, visite, interventi, c'è stato un intervento poi immediato da parte dei tecnici per ripristinare tutto, la polizia
la polizia postale sta indagando sulla vicenda. L'ULSS 6 fa sapere che nella notte appunto si è verificato un attacco hacker che ha comportato il blocco della maggior parte dei server, compromettendone la fruibilità. Stiamo intervenendo, dicevano questa mattina i vertici dell'ULSS Padovana, con la massima celerità con tutti i nostri tecnici informatici per ripristinare i servizi. L'operazione richiederà alcune ore, ci scusiamo anticipatamente per il disagio non dovuto, questo è ovvio, alla nostra volontà. Non ci sono ipotesi sull'origine dell'attacco, ci fanno sapere alcuni medici di base che abbiamo contattato questa mattina che ci sono stati problemi anche per loro, perché ovviamente essendo bloccati tutti i server ci sono state difficoltà in alcuni casi a prenotare i tamponi, e questa è la cosa un po' più grave, a prenotare i tamponi per persone che avevano avuto magari dei contatti con positivi o che ritenevano di essere positivi o che presentavano sintomi. Quindi per qualche ora non è stato possibile, non sappiamo se in questo momento sia ancora questa la situazione, non è stato possibile dare seguito alle richieste da parte dei pazienti. Questo ovviamente ha creato parecchi problemi alla sanità in provincia di Padova. Fra poco sentiremo anche la nostra redazione padovana che ci ragguaglierà sull'esito di questa situazione, sulle novità, per capire se è tutto rientrato oppure se ci sono ancora problemi. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, siamo in onda poi fino alle 12:30, poi daremo la linea a Luca Zaia per un'importante conferenza stampa. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, veniamo da una parte straordinaria della nostra informazione nella quale ci siamo collegati con Mestre, dove il governatore Luca Zaia ha inaugurato la mostra al chiostro M9 dei disegni fatti dai bambini veneti durante la pandemia e delle ultime produzioni da parte dei piccoli visitatori della mostra itinerante fino al 22 dicembre a Mestre, poi si sposterà nelle altre città più importanti del Veneto per finire a Vo in provincia di Padova. Ci colleghiamo quindi anche idealmente con la nostra redazione padovana. Chiara, buongiorno, quali sono le novità dal territorio padovano? Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Spero che lo scampanio del mezzogiorno non dia fastidio all'audio del nostro collegamento. Devo dire che è uno scampanio piuttosto importante, in modo particolare la Chiesa del Santo, però è anche molto gioioso in questo venerdì che in realtà è stato molto complicato per la città di Padova, in particolare per la sanità padovana, perché nella notte è scattato un attacco hacker nei confronti della maggior parte dei server dell'ULSS 6 Euganea. Di fatto l'attività sanitaria padovana collegata all'ULSS 6 è quasi totalmente paralizzato, lo è stata per buona parte della notte, lo è stata anche per buona parte della mattina. Abbiamo ricevuto anche segnalazioni da parte di medici di base che non riuscivano a prescrivere i tamponi necessari per il tracciamento dei loro pazienti, ma si sono bloccate le attività di registrazione dei pazienti e quindi anche interventi negli ospedali, si sono bloccate le attività dei punti prelievo, si sono bloccate le attività di alcuni centri tampone e anche di alcuni centri vaccinali. La buona notizia è che a metà mattina il centro vaccinale più importante operativo attualmente nella provincia di Padova, e cioè quello dell'Hub 6, del padiglione 6 della Fiera di Padova, è stato ripristinato. I tecnici dell'ULSS 6 sono ovviamente al lavoro ininterrottamente da questa notte per far fronte all'attacco e per cercare di ripristinare l'operatività normale dei siti dei vari server dell'ULSS 6. Certo, non ci voleva in un momento in cui Padova sta vivendo una situazione delicatissima, ve lo stiamo raccontando da giorni, è la provincia dove ogni giorno di fatto c'è il maggior numero di contagi in tutto il Veneto, il tracciamento tra l'altro è sempre più difficile ed è stata proprio l'ULSS 6 a partire con quella che è l'indicazione che arriva
arriva dalla regione, nei centri tampone dell'ULSS 6 non sarà più possibile fare i tamponi a pagamento, quindi solo i tamponi diagnostici, solo i tamponi necessari per il tracciamento, quindi quelli che arrivano con l'impegnativa, proprio per rispondere alle esigenze che arrivano dalla popolazione. Molto bene Chiara, allora alla fine del collegamento vedremo il servizio di aggiornamento sull'attacco hacker all'ULSS Padovana. Sappiamo che però c'è stata anche una conferenza stampa da parte della Guardia di Finanza. Mentre tu ci racconti possiamo già vedere il video che ci è stato fornito dalle Fiamme Gialle. Sì, è un'operazione appunto importante della Guardia di Finanza, hanno appena finito di darne conto i militari del gruppo di Padova, che hanno individuato un'organizzazione specializzata nel commercio di ricambi rubati. In modo particolare questi ricambi guardavano al mondo delle moto e dei motociclisti. Attraverso dei siti di commercio, note piattaforme di commercio, si procuravano questi ricambi che poi venivano rivenduti attraverso la collaborazione di un dipendente infedele di una società della logistica. Ricambi quindi che non arrivano ai diretti interessati ma venivano intercettati prima. Sono 2 le misure cautelari personali nei confronti di una coppia di padovani che sono stati emessi. Il giro d'affari di questa organizzazione è di circa 100.000 euro. Ci sono anche altri 4 indagati all'interno di questa indagine che è stata condotta appunto dalla Finanza di Padova in collaborazione ovviamente e coordinata dalla Procura della Repubblica. Però tutti i dettagli te li daremo ovviamente nelle edizioni di questa sera. Tra l'altro lo stiamo vedendo dalle immagini durante i sequestri che sono stati fatti in queste ore da parte di una trentina di militari delle Fiamme Gialle che sono stati impegnati, sono stati sequestrati numerosi oggetti proprio di ricambio, tra cui serbatoi, forcelle, freni, cerchi. So che tra l'altro il settore degli appassionati di motociclismo è un settore molto particolare e quindi di sicuro insomma gli amanti di questo settore sanno che valore possano avere questi oggetti. Ecco, non fa parte insomma delle mie passioni, ma di quelle di molte persone, insomma, so certamente di allora sì. Chiara, prima di lasciarvi andare, perché come ci avete detto la mattinata è piuttosto complessa, sappiamo Padova sta per tuffarsi nel primo weekend di dicembre, naturalmente come tutto il Veneto, però Padova è uno dei punti di riferimento regionali per lo shopping, gli acquisti, non solo le vasche, lo struscio, ma anche proprio dal punto di vista economico. Come si sta preparando la città a questo fine settimana e soprattutto, giusto per ricordarlo a quanti dovessero organizzare una capatina in centro storico a Padova, quali sono le precauzioni e le normative da rispettare? Ecco, allora intanto vi faccio vedere, io in questo momento sono senza mascherina perché ci troviamo, nonostante anche se sono all'aperto, la mascherina non è ancora obbligatoria all'aperto, ma è obbligatoria in alcune zone della città di Padova. L'ordinanza del sindaco Giordani è in vigore ormai da quasi una settimana, parliamo appunto delle zone, quelle dello shopping, di quelle dei mercatini natalizi, quelle che si trovano ovviamente nelle piazze del centro, lungo il Liston, via Roma fino quasi a Prato della Valle, ma non per esempio in Prato della Valle. Questa è la zona del Santo, qui la mascherina all'aperto per ora non è ancora obbligatoria. In queste ore si è riunito un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Alle 13:30 a darne conto sarà direttamente il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, proprio perché in vista soprattutto di questa data, insomma, che è diventata una data importante, cioè del 6 dicembre, ci aggiornerà su quelle che saranno le nuove misure che saranno adottate, ma soprattutto su come saranno organizzati i controlli di tutti gli obblighi che partiranno appunto dal 6 dicembre. Quindi direi che se uno pensa di venire a Padova, tra l'altro una Padova che davvero si annuncia molto bella, soprattutto al calar della sera con animazioni dei palazzi storici, c'è questa data del 10 dicembre quando partirà in Piazza delle Erbe quello che è lo spettacolo un po' più importante del Natale padovano, questo video mapping con quindi
animazione digitale in Piazza dell'Erbi ispirata ad uno dei capolavori di Padova Urbs Picta, e cioè un pezzetto degli affreschi di Giusto de Menabuoi che sono conservati al Battistero che peraltro, se mi permetti insomma di fare un po' la guida turistica, è stato recentemente restaurato ed è davvero un gioiello della città di Padova, il Battistero dell'Uomo, un gioiello della Padova medievale di Padova Urbs Picta, che se non avete mai visto vale davvero la pena di una visita. Ecco, quindi 10 dicembre tutta questa grande movimentazione. Alle 13:30 il prefetto ci dirà se ci sono degli altri accorgimenti che dovremo tenere per poterci davvero godere un Natale, anche se con la mascherina, ma godendoci le nostre città, godendoci le bellezze delle nostre città. Allora Chiara, intanto grazie per queste informazioni, poi naturalmente quando arriveranno tutte le altre notizie per la fruibilità dei centri storici, dei mercatini, dei mercati anche delle città del Veneto, le daremo come sempre nella nostra informazione. Detto questo, ti ringraziamo, ti salutiamo, se ci saranno altre notizie non esitare a contattarci. Siamo in onda fino alle 13:30, poi passiamo la linea a Zaia. Grazie, buon lavoro. Certo, grazie. Torniamo in studio per vedere il servizio preparato dalla nostra redazione di Padova con un po' riassunto e gli aggiornamenti sull'attacco hacker che ha colpito l'ULSS 6 questa notte. Sanità padovana nel caos dalla scorsa notte, quando si è verificato un attacco hacker. Nel mirino dei pirati informatici la maggior parte dei server dell'ULSS 6 Euganea, un'azione che ha comportato il blocco della fruibilità. L'annuncio agli utenti arriva dalla pagina Facebook aziendale, dove i vertici dell'ULSS padovana scrivono che l'impegno in queste ore è massimo, con tutti i tecnici al lavoro per ripristinare il prima possibile i servizi nella massima celerità. Un attacco devastante in un momento delicatissimo per il Padovano e per tutto il Veneto. Paralizzata l'attività dei punti prelievi, le nuove registrazioni di pazienti, il sistema dei laboratori, bloccati i CUP, alcuni punti tampone e gli hub vaccinali. A metà mattina ripristinata la piena funzionalità del padiglione 6 della fiera, ma la giornata si annuncia in salita. Difficoltà che a cascata si sono riversate su tutto il sistema della medicina territoriale, a partire dai medici di base che non riescono neppure a emettere le impegnative per i tamponi necessari per il tracciamento. Difficoltà anche nelle farmacie, dove non è possibile visionare le impegnative necessarie per la consegna dei medicinali. Sull'attacco la Polizia delle Telecomunicazioni ha già avviato un'indagine. Se ne parlerà di sicuro anche nella conferenza stampa che il governatore Luca Zaia terrà alle 12:30 e che avremo come sempre in diretta qui su Rete Veneta, canale 18 e anche sui nostri social, per raggiungere chi magari non ha una televisione a disposizione, chi vive lontano dal Veneto o chi vuole seguirla sul computer o sul proprio smartphone. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, che vediamo grazie alla regia di Fabio Verin. Fra poco, fra meno di un quarto d'ora, arriverà il presidente Luca Zaia per importanti comunicazioni su questa delicatissima fase della pandemia. Fase della pandemia che vedrà fra poco anche l'arrivo del Super Green Pass, l'istituzione di una nuova normativa anche per quanto riguarda i trasporti pubblici. Per esempio a Padova partono lunedì i controlli sui mezzi di trasporto. Controlli a campione quotidiani in fasce orarie diverse. Anche le aziende del trasporto pubblico locale e ferroviario della provincia di Padova, con il proprio personale, sosterranno dal 6 di dicembre le forze di polizia nella verifica dei Green Pass in salita e discesa dai mezzi pubblici. Questo quanto è stato concordato durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato ieri dal prefetto di Padova Raffaele Grassi. I controlli sui mezzi vedranno l'impiego di squadre dedicate esclusivamente a queste attività nei momenti e nei luoghi di maggiore sensibilità
sensibilità della città e della provincia. Saranno coordinati sul piano operativo dal questore con il coinvolgimento delle polizie locali. Anche Spisa, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, parteciperanno ai controlli. Le inosservanze e le disposizioni saranno poi valutate per l'applicazione delle sanzioni che possono arrivare per le attività economiche anche alla sospensione da 1 a 10 giorni. Confido che ciascuno farà la propria parte per assicurare puntualità ed efficacia ai controlli. Mi affido al senso di responsabilità della comunità, rinnovando l'invito alla vaccinazione, unico antidoto per la pandemia, ha detto il prefetto Raffaele Grassi, che ha convocato un nuovo comitato per venerdì. E un'altra grande, importante novità che avrà di sicuro ricadute molto forti nel prossimo periodo è quella legata alla necessità di vaccinare anche i bambini fra i 5 e gli 11 anni. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l'ok, le regioni si stanno organizzando, si parte il 16 di dicembre. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano le persone, ecco cosa ci hanno detto. Io credo che loro siano più esperti e mi fido della loro opinione. Avendo un bambino lo farebbe vaccinare? Sì, mi fido dell'opinione dell'AIFA. Quindi senza timori e senza dubbi? Un briciolo di dubbio e di timore rimane, ma è accettabile, io credo. Era ora di farlo anche per i bambini piccoli. Perché sono loro quelli che, diciamo, sono più soggetti anche alla trasmissibilità? Esattamente, la scuola, l'asilo, eccetera. Quindi diciamo per le dinamiche sociali che implicano. Esattamente, farei anche il vaccino obbligatorio per tutti. Se servono per salvarli, non tutti reagiscono nella stessa maniera. E anche appena nati, dopo un anno gli fanno 6 vaccini, quindi non saprei. Di fare i vaccini della pertosse, del morbillo, da fare, perché se ci fidiamo della scienza, e io mi fido, seguo quello che dice la scienza. Quindi nessun timore per i bambini, no. Via alla scienza. Via alla scienza, sì. E lei che idea si è fatta? Anche per me è la stessa cosa, cioè effettivamente nel momento in cui hanno deciso che va bene, per tutte le prove che sono state fatte, va bene. Onestamente sì, penso che qualsiasi protezione, perché poi sentivo anche ieri che è proprio per proteggere loro, non per proteggere noi, proprio perché siano protetti loro. Perché crescono, diciamo, aumentano i casi anche tra i giovani. Aumentano i casi anche tra i giovanissimi, sì. Naturalmente questo tema non mancherà di suscitare posizioni forti e opposte, fazioni, come succede ormai da tanto tempo per ogni notizia, per ogni novità, per ogni provvedimento che riguarda l'emergenza coronavirus. Di emergenza coronavirus parliamo fra 10 minuti con il governatore Luca Zaia, che sarà in diretta alle 12:30 qui su Rete Veneta dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Importanti comunicazioni previste per oggi, quindi state con noi. Adesso noi facciamo una brevissima pausa, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo pronti a collegarci con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove arriverà fra pochi minuti il governatore Luca Zaia per importanti comunicazioni su quella che è questa fase delicatissima dell'emergenza Covid. Nel frattempo però vediamo le immagini che ci arrivano dai Vigili del Fuoco di Vicenza, perché c'è stato un grave incendio in via Vicenza all'Onigo. Si tratta del tetto di una palestra che ha interessato anche il primo piano dell'edificio. Non risultano persone coinvolte nel rogo. Il fumo dell'incendio era visibile da molto lontano. I pompieri sono arrivati da Vicenza, Argegnano, Verona e anche dal locale distaccamento, che erano impegnati in un altro intervento, e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. La strada San Feliciano è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Sono state domate le fiamme, è stato sezionato il tetto, una parte lunga 80 metri e larga 15. Sono ora in corso le operazioni di smassamento, di spegnimento degli ultimi focolai per evitare pericolose ripartenze delle fiamme. Naturalmente questa sera nel TG Vicenza di Rete Veneta tutte le informazioni del caso su questa vicenda successa pochi minuti fa.
La notizia è arrivata in redazione davvero pochi minuti fa da parte di Vigili del Fuoco, quindi sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Allora, vediamo se prima di andare dal governatore arrivano notizie per quanto concerne il Covid. Non ci risultano altre novità, quindi anzi c'è una notizia che riguarda il vaccino antinfluenzale, che va collegata strettamente con le notizie sul coronavirus, perché la vaccinazione influenzale sembra essere in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da Covid. Lo suggerisce la meta-analisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti, pubblicata su un'importante rivista medica e scientifica internazionale. Nel caso in cui avvenga il contagio si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno grave, lo dice il presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Francesco Landi, in occasione di un importante convegno del settore che si tiene proprio in queste ore a Roma. Quindi sappiamo che sono molte le persone che hanno scelto di aderire anche alla campagna vaccinale anti-influenzale. Fin dall'inizio i medici e la sanità veneta hanno confermato che non ci sono, insomma, evidenze di problemi per la sommatoria dei due vaccini, dell'inoculazione dei due vaccini, che potrebbero essere fatti anche a distanza molto ravvicinata. Questo è importante perché sappiamo che le terze dosi stanno esplodendo come numero. Ci sono anche molte prime dosi, ma i dati dei vaccini li darà Zaia in apertura di conferenza stampa. Noi però vediamo, giusto per fare poi il confronto con quello che dirà il governatore, vediamo questi dati, sono gli ultimi disponibili, abbiamo visto in parte anche all'inizio della nostra diretta in edizione straordinaria di oggi, e vanno visti perché a ieri c'erano 2.873 nuove positività. Zaia ai nostri microfoni, ai microfoni che l'hanno raggiunto con Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio a Mestre per l'inaugurazione della mostra dei disegni dei bambini veneti fatti durante la pandemia, ha detto che oggi sono più di 3.000, quindi il numero delle nuove positività è salito ulteriormente. Saremo sicuramente ben oltre le 33.828 persone positive che avevamo nelle tabelle di ieri, quindi saremo ben oltre anche le 522.687 persone positive dall'inizio dell'emergenza Covid segnalate nell'ultima tabella che abbiamo a disposizione. Ricordiamo, i morti sono stati 11.983 dall'inizio della pandemia, erano stati 6 nella sola giornata di mercoledì, quindi è plausibile che anche oggi si debba parlare di altri decessi. Ricordiamo 4 i morti in ospedale, 2 in strutture extra ospedaliere. Vediamo a proposito qual è la situazione degli ospedali, sempre con un occhio rivolto alla sede della Protezione Civile di Marghera, dove la selva di microfoni è già assiepata davanti al posto che spetterà al governatore Luca Zaia fra pochi istanti. Allora, la situazione degli ospedali era questa: erano 588 persone ricoverate in area non critica, di cui 534 ancora positive. Questo è un dato comunque non ottimale. 54 le persone negativizzate, 111 le terapie intensive impegnate, di cui 105 con persone ancora positive, 6 con persone che si erano negativizzate. Il dato rispetto al giorno prima era questo: erano 21 in più i ricoveri in area non critica. Ovviamente è un bilancio, non solo 21 ingressi, ma molti ingressi, molte meno dimissioni, e un bilancio positivo di 4 unità anche per quanto concerne le terapie intensive. Il bilancio dei morti si era fermato a 4, a questi 4 però vanno aggiunte altre 2 persone che hanno perso la vita in strutture extra ospedaliere. Noi siamo sempre collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, vediamo se ci sono novità, vediamo un po' di movimento, quindi sicuramente fra pochi istanti inizierà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che abbiamo già sentito prima per alcune domande contingenti fatte da Ilaria Marchiori durante la
la presentazione della mostra di bambini, dei disegni dei bambini fatta all'M9 di Marghera. Zaia ha anche lanciato una dichiarazione su quello che ha detto la cancelliera Merkel in Germania, dicendo sarebbe bello che la Germania fosse in questo momento messa come l'Italia, frasi che hanno fatto storcere il naso a qualcuno che ha detto sì, vabbè, quando era il momento, qualche mese fa, nessuno le ha dette, e magari è facile dirle adesso che la Germania è in forte difficoltà con un numero di vaccinati talmente basso da far pensare alle autorità sanitarie l'istituzione di un obbligo vaccinale che dovrebbe interessare a questo punto, siamo sempre nel campo delle ipotesi, Germania, Austria, altri paesi dell'est europeo, dell'Europa dell'est, intesa come Unione Europea, dove le percentuali di vaccini sono molto molto basse in questo momento. Già ieri Ricciardi aveva detto, attenzione, per l'Italia nessuno sta pensando all'obbligo vaccinale, non ci sono nemmeno le basi per pensarci, le ipotesi per pensare a un obbligo vaccinale né per gli adulti né per i bambini, perché adesso parte un po' quella che può essere una situazione di tensione con l'avvio delle vaccinazioni dei più piccoli, 5-11 anni. L'AIFA ha dato l'ok e quindi è plausibile che entro pochi giorni si arrivi a una campagna vaccinale dedicata ai bambini. Pare dal 16 di dicembre, non abbiamo ancora però le conferme da parte della Sanità del Veneto. Vediamo che in sala stampa si muove qualcosa, sono stati consegnati degli incartamenti, dei fogli ai giornalisti, quindi presumiamo che Zaia sia in arrivo. Nel frattempo, finché non arriva il governatore, vediamo anche i dati dell'ultimo aggiornamento disponibile sui vaccini, perché il Veneto aveva piazzato un bel record rispetto ai mesi precedenti. Questo è un record di 47.395 dosi somministrate l'altro ieri, e questo è un bel dato, perché vi ricorderete, visto che li vediamo tutti i giorni assieme questi dati qui sul Focus TG di Rete Veneta, che si era a poche migliaia di dosi somministrate. Queste dosi somministrate sono suddivise così: quasi 3.000 prime dosi che confermano, secondo i sanitari, secondo la Sanità del Veneto, che ci sono molte persone che hanno deciso di aderire ex novo alla campagna vaccinale, perché magari si sono fatte convincere o hanno deciso di farlo dopo l'arrivo delle novità sul Super Green Pass, che ricordiamo valido solo per chi ha la vaccinazione e per chi non ha il tampone. Quindi qualcuno magari ha deciso, per fare quello che ho voglia di fare durante le vacanze invernali, vado a vaccinarmi. Ovviamente servono 14 giorni dalla prima dose poi per avere il Green Pass, quindi ci vuole un po' di tempo. Molte persone si sono mosse in anticipo, ma è arrivato Zaia. Passiamo alla linea al governatore. A Reggiani magari mi è freddo, E avanti. La porta. Ciao, avevo capito. Tutto il materiale buono. Cosa è successo? È una signora che chiede. Deve essere un Igea. Bene. Tanto grazie e buongiorno a tutti di essere qui. Iniziamo ufficialmente la conferenza stampa. Allora vi do innanzitutto i dati sui tamponi. Abbiamo 7.675.014 tamponi molecolari e 11.337.360 tamponi rapidi, che sommano assieme 19.012.374, insomma 19.012 di tamponi in totale, cioè 19 milioni, ci arriviamo verso i 20 milioni. I positivi delle ultime 24 ore sono 3.116. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 98.015 tamponi per 3.116 contagiati, quindi con un'incidenza del 3,18, quindi 3,18% di positivi sui tamponi fatti.
Il numero di positivi dall'inizio dell'infezione sono 525.803. I positivi di oggi, quindi ad oggi, non di oggi, sono 35.705. Anche qui vi ricordo il dato che la parte più bassa, diciamo, di questa curva dei positivi, diciamo, in isolamento è stata di 8.600, penso ai primi di settembre. I ricoverati in totale in Veneto sono 664, più 25. Questi 664 sono così distribuiti: 549 in area non critica, più 15, e 115 in area critica, quindi in terapia intensiva, più 10. Le terapie intensive non Covid oggi hanno 318 letti occupati, o meglio postazioni occupate. I morti sono 11.992 più 9. Brutto da dire, ma in un paio di giorni massimo, se continuiamo questo trend, si arriva ai 12.000. I dimessi sono 24.291 più 37. Allora, andiamo per grado. Intanto vi dico che le vaccinazioni stanno progredendo molto bene, siamo decisamente sopra di gran lunga il budget, diciamo in quella specie di contest, di sfida, di target nazionale come Regione Veneto. Ieri avevamo 47.000 inoculazioni, oggi ne abbiamo quasi 43.000, sono esattamente 42.000 e 54. C'è da dire che siamo la regione in rapporto agli abitanti che sta inoculando di più. Ieri c'era un dato proprio interessante, c'era proprio gli istogrammi per ogni regione. Di queste 42.054 dosi di oggi possiamo dire che intanto abbiamo quasi 3.000 persone, esattamente 2.910 che hanno fatto la prima dose. Vi tralascio le seconde dosi perché arrivano di default, ma mi interessa dirvi che come dosi addizionale, cioè la terza dose, siamo a 36.610, cioè ieri 37.610 persone hanno fatto la terza dose, per un totale ormai di 593.000 terze dosi inoculate. Il totale delle inoculazioni in Veneto, a prescindere che siano prima, seconda o terza dose, è di 7.864.000, quindi anche qui ci abbiamo verso gli 8 milioni di inoculazioni. Considerazioni a fare sulle vaccinazioni. È più che raddoppiato il numero di prime dosi, siamo passati da una situazione di stallo di 1.200 alle 2.900 di oggi. Questo ci permette di dire che la media regionale, ve lo annuncio, ad oggi delle vaccinazioni è finalmente arrivata all'86%, quindi noi abbiamo l'86% di veneti che si sono vaccinati con una o due dosi e che quindi hanno intrapreso il loro percorso vaccinale. I dati che oggi abbiamo dall'infezione sono così descritti: incidenza, quindi stiamo parlando della valutazione settimanale, 317,1, quindi questi sono i contagiati su 100.000 abitanti a settimana, 317,1. R con T
1,39. E adesso i parametri che ci interessano di più: occupazione e terapie intensive 10%, occupazione area non critica 8%. Cosa accade allora? Accade che i tre parametri che debbono essere tutti e tre valutati per il passaggio di zona sono l'incidenza 3,17, per il passaggio di zona bisogna avere 150, quindi primo parametro superato. Occupazione area critica, terapie intensive, siamo al 10%, io direi secondo parametro superato, perché è 10%. Occupazione area non critica, siamo all'8%, dobbiamo arrivare al 15%. Quando arriveremo al 15%, se ci arriviamo, passeremo in zona gialla. Quindi questa settimana, pur avendo 2 parametri su 3 da zona gialla, ancora non vedono il Veneto in zona gialla. Quindi siamo appesi al filo dell'occupazione in area medica, nell'area non critica, che rispetto al parametro da raggiungere, 8% 15, ha ancora 7% di margine di ampliamento. Salutiamo anche l'assessore Lanzarini e la dottoressa Russo, che erano impegnate in una riunione con l'osservatore ONU per i FAS. E quindi noi siamo appesi a un filo, la preoccupazione c'è. Vorrei ricordare che il passaggio di zona non è una passeggiata, anche se è, diciamo, fra virgolette, abbastanza morbido per passare dal bianco al giallo, perché al giallo avremo le mascherine obbligatorie anche all'aperto, al di là che ne dica qualcuno che è una coercizione insopportabile. Se c'è assembramento all'aperto io consiglio di portarla anche adesso, cosa che io faccio ad esempio, e che molti fanno, perché si vedono anche persone passeggiare con una... Guarda, io faccio palestra, tanto per capirci, faccio palestra con la FP3, sfido chiunque a venire a vedere se non sia vero, però vedo anche che nella palestra non c'è nessuno che porta la mascherina, neanche appesa al collo, quindi vuol dire che è una scelta di vita, no? Riduzione a 4 i posti al tavolo del ristorante, e capite che in un momento soprattutto di festività natalizie non è una complicazione da poco, perché poi l'altro tavolo dovrà essere a distanza di almeno 1 metro, quindi diminuisce come capacità il ristorante, e diventa anche problematico il fatto del mettere assieme magari un pranzo di famiglia o tra amici, 4 più un altro tavolo da 4 più un altro tavolo da 4. Riduzione al 50% di capienza, cinema, teatri, quello che è. Allora qualcuno dice: ma qual è il motivo per cui arriviamo qui? Intanto il motivo per cui arriviamo qui non è il fatto che i vaccini non hanno funzionato. Guardate, io ho portato 2 belle tabelline che uno le guarda e si gira le palle da solo. La vedete questa, no? Tasso di positività per stato di vaccinazione. Gli istogrammi rossi sono i non vaccinati, quelli verdi sono i cicli completi, quelli gialli sono pazienti che non hanno completato il ciclo, le prime dosi, per capirci. Quindi questo ci fa vedere in maniera proprio visiva, plastica, che anche il livello di infezione che abbiamo sui nostri cittadini è così distribuito. Ovviamente perché avete tutti i blocchi da rosso, giallo e verde? Perché sono le fasce di età. Quindi ogni blocchetto da 3 è una fascia di età. Vedete ad esempio, che so, prendete il 40-59, che è questa qui, vedete che gli infettati non vaccinati sono altissimi. Se poi io vado a vedere un'altra tabella, che è quella dell'ospedalizzazione, dei ricoveri, vedete le barre rosse cosa pesano. Vedete qui un po' più alta la barra gialla, che è quella di chi non ha completato il ciclo eccetera, ma siamo sugli over 80, quindi è un mondo a sé, perché è il mondo delle comorbidità, il mondo dei pazienti, diciamo, fragili.
ma guardate ad esempio questa barra di una fascia di età che è i 60-79, non c'è storia. Tra i 60 e i 79 anni il non vaccinato mi riempie l'ospedale se si infetta. Allora voi capite, nel rispetto dell'idea della libera scelta di ognuno, ci mancherebbe, io peraltro sono anche contrario all'obbligatorietà, però è innegabile che il vaccino stia funzionando. È pur vero che garantiamo la circolazione, perché avendo ancora 656.000 persone non vaccinate in Veneto, se il virus ha la fortuna di entrare in quella popolazione, in quell'ambito, circola con più velocità. Insomma, 656.000. Ovviamente sta parlando di over 12, non contando anche i ragazzini. Parlo di quelli che potrebbero vaccinarsi e non si sono vaccinati, dei quali calcoliamo che almeno 590.000 siano in età lavorativa, o meglio, sono in età lavorativa, non sappiamo se poi vanno a lavorare o se stanno a casa per altri motivi, però sono persone che comunque sono, diciamo, attive socialmente, che possono muoversi, vanno a lavorare o fanno altre attività. Ecco, tutto questo per dire che insomma la vera sfida è quella comunque di convincere i cittadini. Io penso che il dialogo e la promozione dell'informazione sia fondamentale per convincere i cittadini che ancora non si sono convinti di valutare l'opportunità di vaccinarsi. Noi non è che lo facciamo perché rispondiamo al soldo di qualche dittatura, di qualche potentato, lo diciamo perché, guardate, al di là di tutti i bei discorsi, io ormai sono andato anche oltre il muro del suono, no? Evito anche ogni discussione, dico bene, la soluzione per svuotare gli ospedali, mi spiegate qual è? Cioè, vado direttamente al problema, perché di sentirmi raccontare del grafene, dei microchip, della sterilità e altre robe, vabbè, tutto ciò premesso, mi volete dire come si svuotano gli ospedali? Noi abbiamo quasi 700 persone in ospedale e non venitemi a dire che basta curarli a casa. Io so che faccio sempre incazzare qualcuno quando dico sta roba, però eticamente io non posso accettare che si continui ad andare a dire ai cittadini, a far credere ai cittadini che questa pandemia è inventata perché gli ospedali non servono, perché basta qualcuno che sa curare e tutti sono a casa. Beh, guardate, ce l'avete qui il dato. Guardatelo bene sto dato. Questi sono i contagiati dall'inizio, no? L'abbiamo detto prima, tutti contagiati. Ce ne sono molti di più, ma questi sono quelli che noi abbiamo intercettato con i 19 milioni di tamponi. Questi sono quelli che sono finiti in ospedale. Li vedete? Se fate un conto della serva, che cos'è? Il 5%, più o meno. Anzi, anche un po' scarsetto della verità. Se fosse 25.000, 26.000 sarebbe il 5%. Facciamo il 5%. Vuol dire che il 95% di questi non ha visto l'ospedale. Ma vi faccio un altro ragionamento. Se questi sono quelli che hanno visto l'ospedale e se è vero che noi abbiamo 3.000 medici di base, giusto? Quasi sì, 2.800. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 8 giusto? 3.000 medici di base su 24.000 pazienti ricoverati fa 8. Cosa vuol dire? Che mediamente, vuoto per pieno, ogni medico in via teorica con i suoi 1.500 pazienti ha avuto mediamente 8 pazienti che sono finiti in ospedale. Poi ci sarà chi ne ha avuti 10, 11, 12, 13, chi 4, 5, 6, ma capite che comunque sono numeri, 8 pazienti su 1.500 di media, ci danno ancora la dimostrazione che è vero che si curano a casa, ma se tu hai quegli 8 lì, li devi curare in ospedale. Perché ormai lo sento troppo sto adagio, no? A meno che non si dica che tutta la classe medica, tranne 1, 2, 3 persone, non sanno curare i pazienti. E allora vuol dire che tutto il mondo non si è accorto della bravura di pochi. Ma questo non compete a noi. Io credo che le professionalità che esprimono i nostri medici hanno dimostrato di salvare vite umane, anche quelle dei medici che curano bene, ma qualche paziente gli è scappato e hanno dovuto mandarlo in ospedale, no? Lo dico perché questa è la base del ragionamento per la massa che protesta, cioè tanto si possono curare a casa, dopo vabbè, se dopo finiscono in ospedale poi si redimono e vengono folgorati sulla via di Damasco e invitano addirittura alla vaccinazione come in queste ore avete visto. Però nel frattempo
nei mesi precedenti hanno fatto proseliti dicendo che la vaccinazione non serviva, che non serviva a fare niente, eccetera. Vabbè, è segno dei tempi. Io vi dico che stiamo andando avanti con la vaccinazione, fra l'altro irrobustendola. Sapete che entrerà in pista anche il tema del Pfizer pediatrico, definiamolo così, e l'assessore dopo vi darà un aggiornamento, sta lavorando benissimo rispetto a una soluzione che non è una soluzione, come si può dire, di spettacolarizzazione, ma pratica, quella di pensare di riuscire a tenere il canale aperto con i pediatri. Dopodiché noi siamo disponibili a utilizzare i nostri centri vaccinali, a fare tutto quello che si può fare, fare linee dedicate, però siamo convinti, e dopo lei vi spiegherà, che se riuscissimo a tenere vivo questo cordone ombelicale che è forte tra il bimbo in età pediatrica e il suo pediatra di libera scelta, sarebbe veramente la vincita di una grande sfida, perché riusciamo a farli veramente coloro che volessero vaccinarsi, e i genitori sono assolutamente liberi di decidere quello che vogliono per i propri figli, avrebbero anche, diciamo, questo canale privilegiato, preferenziale, direttamente con i professionisti che si occupano della cura di questi bimbi. Sul fronte dei tamponi siamo fortemente sotto pressione, perché da noi conta tracing si fa e quindi ne facciamo tanti. Ben venga anche questa idea di Figliuolo di mandare nelle regioni ulteriori, diciamo, squadre per fare tamponi, perché la base della diagnostica, insomma, lo sappiamo, è una base che ci permette di provvedere a isolamenti e a circoscrivere il virus. Se avete domande poi vi lascio alla dottoressa Russo che vi dà un quadro di tutto quello che è, poi magari spiegano bene anche sta roba qui, io prima l'ho anticipata, e magari poi possiamo anche dire quale sarebbe l'eventuale passaggio successivo all'arancione, perché arrivati al giallo si parla d'arancione poi. E poi l'assessore Lanzarin vi dice un aggiornamento sui pediatri di libera scelta e vaccinazione pediatrica. Prego. Allora io prima parti Tosato, Pederiva, Pietrobelli e Nicolussi. Prego. Tosato. Sì, buongiorno Presidente. Ha accennato lei stesso a quello che mi pare il tema, insomma, che aleggia. Insomma, il giallo sembra abbastanza vicino, ma sembrerebbe abbastanza vicino perché se è vero che, appunto, come è vero che c'è questa massa di non vaccinati, 526.000 persone, 656.000 persone non vaccinate, cioè, come dire, è difficile che il pericolo si riduca nel breve periodo. Quindi, insomma, gli stessi numeri che lei ci ha proposto lasciano pensare a un probabile giallo. Inquieta un po' l'accenno allo spauracchio dell'arancione. Allora, la domanda è sempre la stessa, per la verità. Avete modelli previsionali che suggeriscono un possibile ulteriore inasprimento? No, perché se dovessimo proiettare questa, diciamo, la media dell'incremento degli ultimi 15 giorni, noi sappiamo che pian piano si arriva anche al rosso, però è pur vero che poi nel frattempo di mezzo c'è un contingente di tempo che trascorre che diventa anche sanificante, no? Perché abbiamo visto che questo virus alla sua punta poi cala, dipende in che parte riesce a calare. Dall'altro dico anche che perché noi insistiamo tanto sulla terza dose. Noi abbiamo questi 2 milioni di persone eleggibili alla terza dose entro il 31 dicembre, considerando i 5 mesi, no? Dalla seconda dose. Perché investiamo molto su questo? Perché la dose booster comunque ci permette di avere buona tranquillità rispetto ad eventuali rischi di ospedalizzazione. Cioè, dobbiamo capirci con chi ci ascolta, con chi leggerà i vostri pezzi. Qui la vera partita non è sta qua a fare i professori e i premi Nobel a spiegare che tanto 95 su 100 se la svaccano a casa e non ha nessun problema e al massimo si fanno un po' di antibiotico, di idrossiclorochina o quello che è, o l'ivermectina o qualche altro intruglio. La verità è che noi dobbiamo far capire che la sfida di questa tragedia ce la giochiamo tutta in ospedale. E chi è distante dall'ospedale, peggio ancora, o per sua fortuna distante anche da qualcuno che si è ammalato gravemente, la vede talmente da distante sto dibattito che io immagino possa anche dire: ma cos'è sta roba? Cioè, dovete pensare che dentro l'ospedale si sta consumando una battaglia
che adesso ha già iniziato a togliere letti a persone che hanno diritto ad essere curate per altre patologie, perché li dobbiamo dedicare a queste patologie. E non ci venite a dire ma dovevate programmarvi, questi sono i numeri, da là non scappi. Cioè questi sono malati complicati che hanno bisogno di team di cura impegnativi. Pensate solo una cosa, per darvi un'idea, perché forse ancora qualcuno non ha concretizzato. Davanti a un malato Covid, il nostro operatore deve vestirsi e svestirsi continuamente. Cioè non è che vai da uno che ha l'unghia incarnita e dai una pacca sulle spalle e dici dai porta pazienza che poi te la caviamo. Cioè vai da pazienti che sono gestiti come fossero radioattivi, ecco, per dare un termine, no? Che forse il cittadino lo capisce meglio. Quindi adesso sono scafandrati, andare lì, dopo devono tornare ad essere puliti, come si dice tecnicamente. Quindi c'è una separazione chiara tra la parte sporca e quella pulita rispetto all'infezione. Quindi abbiamo delle procedure che veramente paralizzano reparti interi. Oltre alla separazione dei pazienti, altro problema non irrilevante, banalmente la negativizzazione di un paziente cambia la storia clinica anche nell'approccio di quel paziente, perché lo trattiamo come un altro paziente. Un ex Covid va tranquillamente in pneumologia, va tranquillamente in medicina se deve andare in medicina. Un paziente Covid in medicina si deve andare se c'è un reparto dedicato ai Covid, blindato, se no ci infetta tutto l'ospedale. Quindi dobbiamo far capire che la sfida è nell'ospedale, quindi le terze dosi ci riducono drasticamente la possibilità dell'ospedalizzazione. Questa è la sfida. Guarda, il vaccino funziona perché a parità di contagi, andate a guardarvi i dati dell'anno scorso, 3.000 contagi al giorno, oggi abbiamo un quarto dei pazienti in ospedale. Non è che abbiamo una bacchetta magica, c'è solo una variante che abbiamo 86% di vaccinati. Non è che siamo diventati più bravi. Tanto è vero che chi non ha vaccinato, prendete la Germania, prendete l'Austria, prendete altre comunità, sono nelle peste come prima. Prego. Io avevo un'ultima, seconda e ultima domanda che riguarda i medici. Arrivano segnalazioni, allarmi, allerte un po' da tutte le parti, dai medici di famiglia, alle guardie, agli stessi ospedali. Sembra che questa carenza di personale si stia riacutizzando. Non è un problema di facile soluzione, ma magari se l'assessore ha fatto delle valutazioni. Dopo vi dirà. Considerate che noi paghiamo lo scotto di una programmazione negli anni, sto parlando della formazione che non compete a noi, e parlo anche a cuor leggero perché tutti voi sapete che per anni ho detto guardate che bisogna riprogrammare il numero di medici. Noi siamo stati quelli che nel 2018, mi sembra, è stato il 2018, hanno assunto, creando poi un dibattito nazionale pauroso, 300 medici. Agosto 300 medici laureati abilitati ma non specializzati, vi ricordate che casino viene fuori? Oggi è normale assumere un medico laureato e abilitato, ma ci è voluto il Covid in mezzo, come oggi è normale chiedere a un ospedaliero se vuole restare a lavorare fino a 70 anni, prima era proibito, lo doveva andare in pensione. Senza parlare, guardate, vabbè, io non voglio agitare nessuno, senza parlare del fatto di chi attraversa la strada, di chi va fuori dal pubblico e va a lavorare nel privato. Io non gli faccio una colpa, però ragazzi, in un mondo nel quale la sanità è universalistica e viene garantita a tutti, per fortuna, giustamente ci sono dei professionisti che lasciano condizioni di lavoro a volte disumane perché sono chiamati a prestazioni, mi rendo conto, forti, mi rendo conto anche che quello che noi possiamo pagarli e quello che è previsto da legge, secondo me li paghiamo poco. L'ho scritto anche nel mio libro, non ho mai parlato del mio libro, ma io lo scrivo anche, secondo me sono pagati poco medici e insegnanti in particolar modo, e ovvio che questi attraversano la strada, vanno a lavorare in una clinica privata dove si fanno gli interventi in elezione con tanto di programmazione, fai veramente il medico, diciamo, prendendoti i tuoi spazi anche per studiare, per ragionare, e quindi io veramente li considero degli eroi i nostri medici, eroi, fanno veramente un lavoro eroico. Ditemi. Se Filippo ha finito tocca a
Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito di carenza di personale, ci spiega come sta avvenendo la riorganizzazione nell'erogazione delle prestazioni alla luce di quella nota che il direttore generale Flora ha mandato a tutti i DG delle aziende sanitarie ospedaliere, e cioè li si invita a spingere di più il piede sull'acceleratore delle vaccinazioni, del contact tracing, e di conseguenza rivedere l'offerta con la possibilità, se si trovano in fase 2, o il dovere se si trovano in fase 3, di ridurre o rallentare lo smaltimento delle liste d'attesa. Sì, no, Concretamente cosa sta avvenendo? Confermo, dopo l'assessore Lanzarini vi dà un aggiornamento, confermo che noi abbiamo fatto la scelta, non quella del bisbiglio su un orecchio, no? Di sussurrare ma di voler proprio fare un provvedimento restando dentro quella matrice che noi abbiamo fatto, che ha funzionato in tutti questi mesi, che è quella delle diverse fasi, no? Quindi in base ai ricoverati, in base alle terapie intensive, quell'ULS passa di fase, in base alla fase ci sono delle misure, diciamo, purtroppo da contenere rispetto ad alcuni servizi. Dopo l'assessore vi dirà. E l'abbiamo voluto farla, no? Perché la si poteva fare a voce, ma è meglio che sia uniforme e codificata per tutti. Tecnicamente vengono ridotte quindi le prestazioni ritenute non urgenti. Me lo dice l'assessore, guarda, anche perché è corretto, per la seguita lei. Approfitto anche a chiedere se sappiamo quali sono le aziende che si trovano in fase 2 e quali già in fase 3, se ce ne sono. Grazie. Ce ne sono, sì. In fase 2 mi sembra, tranne l'Euganea che è già in fase 3. Sì. Quindi le altre sono tutte in fase 2. Abbiamo cercato di modulare proprio in base un po' anche all'esigenza e del vario scenario in cui si trovano le aziende sanitarie, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le attività non urgenti, e quindi penso a interventi di week surgery o day surgery, sono stati quindi sospesi dove è necessario in maniera più acuta, in maniera meno acuta dove è necessario, e anche a livello appunto poi di specialistica, sempre in base alla fase in cui si trovano, c'è la sospensione di quelle non urgenti emergenti. Ricordiamoci che erano state mantenute, quelle quindi con priorità 24 ore e 10 giorni, ed erano state sospese poi quelle a 30 e 60 giorni. Stessa cosa appunto, in base alla fase in cui si trovano, le aziende modulano la stessa dinamica che abbiamo visto la volta precedente. E poi volevo chiedervi, non so se Presidente o Assessore, oggi ci arriva notizia di questa operazione dei Carabinieri del NAS nei confronti di sanitari che, ancorché sospesi, rimanevano in servizio. Per caso vi risultano accertamenti di questo tipo in Veneto? No, abbiamo sentito della notizia, immagino verrà data comunicazione ufficiale, ma ad oggi non abbiamo, almeno io non ho informazioni. Prego. Grazie, allora proseguiamo con Giuseppe Pietrobelli. Sì, buongiorno. Buongiorno. Avevo due domande per il Presidente e poi due per l'assessore. Prego. Allora, cosa sta succedendo in Veneto, che ormai è la regione peggiore per incidenza di casi di positività in Italia? Siamo alla vigilia di una situazione simile, omologabile a quella dell'anno scorso, in cui poi ci trovammo, tra l'altro con una commissione d'inchiesta interna in regione, per verificare se ci fosse stata una sottovalutazione, visto che anche allora, fra dicembre e gennaio, ci siamo trovati proiettati ai vertici della classifica. Premesso che questa non è una gara a premi, no? Da come la esponi te. No, non è una gara, è una graduatoria. Stiamo parlando di un virus che a dicembre ha colpito noi e non colpiva le regioni contermini. Poi noi ne siamo venuti fuori, non abbiamo avuto neanche quella che era stata definita l'ondata primaverile, perché l'abbiamo gestita assolutamente tranquillamente, e abbiamo avuto le regioni contermini, poi mi ricordo l'Emilia Romagna che chiese addirittura ospitalità in terapia intensiva. Quindi è indescrivibile come si comporta questo virus. E peraltro è pur vero che ormai da un punto di vista epidemiologico il bacino del nord-est è un bacino che è sempre sacrificato, perché rispetto alla domanda che tu fai è fatta sulla base di numeri assoluti, perché se andassimo a vedere invece gli altri dati vediamo che ad esempio c'è una comunità che è quella di Bolzano, la provincia autonoma di Bolzano, che pesa poco dal punto di vista numerico, che ha una situazione epidemiologica assolutamente molto più grave della nostra.
come il Friuli Venezia Giulia, che è andato peraltro in zona gialla ancora la scorsa settimana, e la Slovenia, cioè questo è sempre il solito bacino. L'Austria addirittura ha chiuso tutto, si è messa in lockdown. Questa parte del paese, nessuno sa spiegarci perché, ha comunque conosciuto anche il primo contagiato di Vo nel 21 febbraio. E nessuno sa spiegarsi perché le 8 regioni più colpite sono sempre le stesse rispetto ad altre a livello nazionale. Indicatori che abbiamo oggi, Giuseppe, sono la ospedalizzazione, che è 1/4 rispetto a quella di prima a parità di contagiati, questo è il merito dei vaccini. Dopodiché i nostri tecnici stanno lavorando, cioè qui non è, al di là dell'adagio che spesso si vuol dare all'infezione, non è che qui è la politica che decide se infettarsi di più o di meno, noi diamo corso a quello che decidono i nostri tecnici, e i nostri tecnici sono persone preparate. Poi c'è anche la dottoressa Russo che casomai potrà incrementare questa mia risposta. Abbiamo tanti indicatori che si valutano, di certo è che la componente anche dei non vaccinati ha un peso non irrilevante, l'ho fatto vedere prima, quella pesa molto, soprattutto per quanto riguarda noi dal punto di vista ospedaliero. Se pensate che su 117 ricoverati in terapia intensiva almeno l'80% non sono vaccinati, uno che fa i conti con la carta come la signora Maria dice 80 su 100 vuol dire che avrei una trentina di persone in terapia intensiva, cioè insignificante, invece ne ho 117. La mia domanda era non per dare giudizi ma per capire, e non è basata su dati di valori assoluti ma anche valori percentuali. Noi da 4 giorni abbiamo il maggior numero di nuovi casi rispetto alla Lombardia, pur avendo una popolazione che è dimezzata rispetto alla Lombardia, da 10 milioni a 5 milioni. Il trend dal 15 di novembre ci porta allo stesso livello, perché la Lombardia è ancora avanti di 1000 unità, fatto salvo la differenza di popolazione. Basta vedere il dato di ieri, il Veneto è al 17,1% su tutti i casi di positività in Italia, mentre la popolazione è all'8,1%, quindi è il doppio. E la mia domanda era questa proprio, non è che la politica determina dove va il virus, però la politica deve gestire i processi sanitari per contrastare il virus. Ecco, per questo era cosa sta succedendo in Veneto? Intanto mi fa piacere che tu venga qua solo per fare queste domande. E prima roba, intanto c'è già un errore nei dati che tu dici, perché io ti faccio una domanda: la percentuale di tamponi delle singole regioni che hai citato? Perché questi dati che tu esponi, cioè il numero dei positivi non vuol dire niente se non sai che incidenza hanno i positivi sui tamponi, perché quello è il primo dato che ci serve. Cioè dire che uno ha 10 positivi su 1000 abitanti e dire che uno ne ha 10.000 su 10 milioni di abitanti, il più infettato è quello che ha i 10 positivi. Quindi, però questo è un errore che si fa spesso, ma non è una giustificazione. Noi facciamo tanti tamponi, oggi ne abbiamo 98.000, ieri mi sembra 130.000, e quindi scremiamo molto di più rispetto ad altre regioni. Quindi dovrebbe, per valutare i dati, probabilmente avranno gli stessi risultati che dici te, bisogna valutare popolazione, percentuale di tamponi sulla popolazione, e a quel punto vedere la percentuale di positivi sui tamponi fatti. Questo è il dato lineare. Dopodiché la programmazione di quello che sono le scelte di misura sanitaria le fanno i tecnici, perché non le fa la politica. Cioè non è che noi decidiamo quanti tamponi usare, che medicinali utilizzare, cioè noi abbiamo una bella squadra, però ne sia che la dottoressa Russo è anche oltretutto coordinatrice della prevenzione a livello nazionale. Appunto, dico questo, non ho altro da aggiungerti. Vabbè, la seconda domanda invece riguardava il contact tracing. Sta funzionando o no? Perché ci sono situazioni in cui persone con un positivo in casa ricevono una telefonata dopo 5 giorni, cioè 2 giorni prima di andare a fare il nuovo tampone, oppure in cui non vengono chiesti da chi telefona quali sono stati i contatti per consentire tutto il tracciamento, e in alcuni casi proprio non sono neanche state fatte le chiamate. Bene, dottoressa Russo, il capo della prevenzione, risponda, prego. Allora, diciamo che ci sono degli indicatori molto stringenti che monitorano le attività delle regioni.
e sono contenuti nel DM del 30 aprile 2020. L'Istituto Superiore di Sanità col Ministero ha fornito a tutte le regioni tutta una serie di indicatori che servono non tanto a valutare chi è più bravo e chi è meno bravo, ma a vedere come, diciamo, l'epidemia, la circolazione del virus viene contenuta a livello delle regioni, e serve sia a classificare le regioni, nel termine classificare nel senso di individuare quelle che hanno delle allerte, che quindi vanno verso il rischio moderato o il rischio elevato, ed altre invece che sono a basso rischio. Quindi nel caso specifico ci sono due indicatori che lei ha citato. Uno è la presa in carico del soggetto, cioè è l'indicatore 1.1, per cui sulla base di tutti i casi che si sono verificati la soglia è contattare di questi almeno il 60%, perché contattare il 100% quando i casi sono tanti è praticamente impossibile, per cui essere adempienti all'indicatore 1.1 per il 60% fa sì che la regione sia classificabile nella valutazione. Al momento noi abbiamo su questo indicatore, l'1.1, oltre l'80%. Ci siamo dati come indicatore regionale di essere sempre sopra l'80% e di tendere al 90%. Abbiamo un cruscotto, significa, e le ULSS ce l'hanno ognuno per conto loro, ma noi ce l'abbiamo per tutte le ULSS, e possiamo vedere giorno per giorno a che punto siamo. Nel momento in cui ci rendiamo conto che stiamo andando sotto l'80%, scriviamo ad ogni azienda ULSS qual è la loro situazione. Quindi allo stato attuale, per l'indicatore 1.1, che è quello di chiamare la persona e dire lei ha sintomi o non ha sintomi, perché questa è la prima distinzione, siamo arrivati, mi pare, all'83%, con una soglia del 60%. Quindi è normale che qualcuno magari non viene contattato. È chiaro che il soggetto sintomatico è lui che contatta, ok? Quindi possibilmente ci perdiamo qualcuno che è asintomatico, ma il nostro obiettivo è quello di tendere al 90%, ok? Di tutti i casi positivi. Per quanto riguarda invece il contact tracing, è l'indicatore 2.6, significa io chiamo la persona, oltre a sapere se è positivo, se è sintomatico o asintomatico, gli faccio l'indagine e gli dico ma lei con chi è stata a contatto, chi abita con lei, eccetera. Allora c'è una parte di contact tracing che si svolge e che incontra una certa riluttanza da parte della persona chiamata a dire con chi è stato a contatto. Questo perché? Perché essere definito un contatto significa essere messo in quarantena anche se asintomatico, e quindi diciamo che non sempre si riesce a costruire, non certo per volontà dell'operatore, quella che è la rete di tutti i contatti. Noi abbiamo portato avanti una strategia che in parte risponde alla sua domanda iniziale di essere, insomma, tra quelli che hanno una maggiore incidenza. Noi abbiamo sempre puntato la nostra strategia sul contact tracing spinto, cioè sul fatto di contattare tutti, anche i contatti dei contatti, e quindi di allargare sempre di più quella che può essere la rete di coloro che anche occasionalmente sono venuti a contatto con un positivo. Questo certo ci porta ad individuarne di più di positivi, possibilmente anche quelli che non avremmo individuato se non avessimo un'indagine epidemiologica così allargata. Per quanto riguarda il contact tracing, la soglia è del 90%. La settimana scorsa eravamo all'89.3%, e l'istituto ci ha chiamato, io personalmente sono stata chiamata per dire guardate come mai siete scesi all'89.3%. Questa settimana abbiamo già recuperato, proprio perché il monitoraggio è strettissimo. Noi ci teniamo tantissimo perché abbiamo visto che il contact tracing fa la differenza, e alla fine, come dice il Presidente, i conti si fanno alla fine. Stanno venendo fuori da tantissimi studi che altre regioni stanno facendo, altri istituti stanno facendo sull'Italia e sulle regioni, e confrontando le 4 regioni del nord che hanno avuto la maggiore incidenza, si vede che è il Veneto che ha fatto il maggior numero di tamponi e il più alto numero di contact tracing è quella che momentaneamente, ma questo chiaramente con tutta la prudenza del caso, è la regione che al momento ha pagato meno.
il prezzo in vite umane. Quindi noi crediamo che questa strategia è assolutamente vincente, anche se paghiamo lo scotto di essere quelli che hanno un maggior numero di positivi. A noi interessa, va bene, avere il maggior numero di positivi, ma avere il minor numero di soggetti che sono ammalati, che si ricoverano in ospedale o che addirittura muoiono. Quindi se rispondiamo a questi obiettivi non importa se sono 3.000, se sono 2.000, l'importante è utilizziamo i tamponi, utilizziamo i contatresi, che sono mezzi per trovarli i positivi, non per ridurli, per trovarli e poi eventualmente trattarli. Se vuoi citare anche la fonte di chi ha detto che il miglior modello è questo. Allora, noi ci sono degli studi, ma possiamo darveli, e poi anche in un ultimo convegno che siamo stati con l'assessore la settimana scorsa, colleghi della Lombardia hanno fatto questo tipo di valutazioni mettendo a confronto la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto in relazione al numero di tamponi che abbiamo fatto rispetto alle regioni e rispetto alla media nazionale. E alla mortalità. Siamo quelli che li abbiamo fatti di più e che abbiamo un indice di mortalità tra i più bassi. Se non mi ricordo male, a memoria era il 7,5 per la Lombardia, il 4,5-4,3 per l'Emilia Romagna e l'1,2 per il Veneto. Quindi Li troverà nel titolo domani questi dati. però non ero, che i titoli sono sintetici. Sì. E infatti metti 3 numeri e scrivi bravi a fianco. Senta, ma chi è che gestisce questo traffico? Perché c'era la vecchia questione, controllo, c'era la vecchia questione di quello famoso, la giunta aveva approvato, ce lo facciamo noi l'Immuni Veneto, che poi non ha mai decollato. Ma non c'entra niente. Non c'entra niente il sistema. Allora, il database del sistema di biosorveglianza con la presenza, con tutti i positivi, tutti i negativi, tutti i soggetti tracciati eccetera, sono in linea significa direttamente collegati con l'Istituto Superiore di Sanità, che per legge, perché c'è una legge, monitora tutte le regioni. E quindi se noi scaliamo di 1 o di 2 o di mezzo punto siamo subito individuati. Magari se vuoi fare un'inchiesta che a voi piacciono, va a vedere i dati anche delle altre regioni. Li guardo quotidianamente. Sì, ma la domanda che ti aveva fatto non mi pare. Quindi però allora mi pare che poi finisco. Quindi noi stiamo qui fino a stasera. Degli altri, è la stessa motivazione che veniva data un anno fa. Allora no, le voglio dire una cosa, c'è stato molto dibattito su questo per avere uno standard di tamponi che ogni regione dovrebbe fare in rapporto all'incidenza. Non si è riuscito a trovare un accordo, ma questo non soltanto a livello nazionale, anche a livello internazionale. E quindi si diceva di fare almeno 300, dai 250 ai 350 su 100.000 soggetti nel caso in cui ci fosse un'alta incidenza. L'ultimo dato che mi pare che riguarda il Veneto, siamo a oltre 1.000 tamponi per 100.000 soggetti, quindi vuol dire che effettivamente siamo veramente oltre, ma noi non lavoriamo nel fare i tamponi o nel fare il contact tracing per avere primati di questo tipo. Noi lavoriamo per ridurre al massimo il prezzo che dobbiamo pagare e contenere la circolazione del virus, e questo è il nostro obiettivo. Una cosa, Giuseppe, adesso bisognerebbe verificare, però sono certo, perché me l'ha detto forse il professor Brusaferro, non mi ricordo più, che proprio per la nostra richiesta di dire sempre ma non guardate il dato in sé, no? Che poi può dar vita a una tragedia piuttosto che essere gestito, come è capitato nelle diverse fasi, ma dateci la percentuale di positivi sui tamponi. Io non vorrei sbagliarmi, ma l'ISS da un po' di mesi fa anche la tabella con la percentuale di positivi sui tamponi fatti per ogni regione, per verificarlo con l'ISS. Citiamo sul sito anche del Ministero. Perché mi sembra, non vorrei sbagliarmi, il professor Brusaferro mi aveva detto che avevano già questa tabella, o del Ministero, non so. C'è il principio della rete, no? Vai a pescare, dipende dalla maglia che ci metti. Se uno va con la canna, con la lenza, pesca un pesce a volta. Vecchio di... Vabbè. Posto? Sì, dopo 2 domande dopo. Prego. E allora Michela Nicolussi Moro. Io pensavo fosse venuto per la recensione del libro, pensa a te. No, perché tu hai tutti i direttori che ti fanno da sparring partner e quindi non hai bisogno dei giornalisti veri, redattori ordinari. Perché no?
Una volta. Tu sei inviato? Sì, una volta. Prego, scusami. Chi è che aveva chiesto? Scusami. Niente, buongiorno. Dunque io vorrei tornare un attimo alla situazione degli ospedali, che mi pare la più gravosa in questo momento. Che è il punto dolente. Esatto, parlando anche con il personale. Allora volevo capire quanti reparti, se riusciamo più o meno, la situazione, si stanno riconvertendo i reparti Covid e se sono stati riaperti i Covid Hospital. No, i Covid Hospital al momento no. Ti dirò anche di più che noi siamo pronti eventualmente, se servisse, proprio alla luce del fatto che gli indicatori e le proiezioni dell'algoritmo che avevamo in ambiente, come si può dire, naturale, senza vaccino, ci davano delle indicazioni. Oggi vedete un quarto dei ricoverati, c'è un'altra roba, nonostante abbiamo gli stessi, abbiano gli stessi contagiati quotidianamente. Quindi però vi annuncio che siamo pronti, se dovesse servire, quindi ci metto condizionale, ad aprire i 7 ospedali chiusi, che noi abbiamo tenuto manutentati, in ordine, pronti per qualsiasi evenienza. Ah, quindi parliamo quelli di Monselice, Valdobbiadene, questi? Sì, okay. Sì. Questi sono pronti. Non c'è, oggi, credetemi, oggi al massimo potremmo ragionare di pulizia da fare con calma, perché non siamo nell'emergenza di dover pensare di aprire quelli. Per quanto riguarda i Covid Hospital, noi li affrontiamo questo ragionamento in virtù anche del tasso di ospedalizzazione, soprattutto sulle terapie intensive. Cioè Schiavonia di turno, per capirci, visto considerato che siamo in fase 3, è un ospedale che al momento non prevede la dismissione della degenza ordinaria, però potrebbe tornare ad essere al Covid Hospital. Dobbiamo vedere l'evoluzione. Non è che ci trovano, non siamo impreparati, abbiamo già il nostro piano che è legato alle diverse fasi. Quindi è possibile anche che per diciamo, tenere tra virgolette puliti anche i Covid Hospital in un primo momento, se non c'è questo grande sovraffollamento di ricoveri, si utilizzino prima questi ospedali dismessi e poi i Covid Hospital? No, perché il Covid Hospital è sostanzialmente la strategia di avere diciamo, la cura intensiva assieme alla cura medica, quindi infettiva, pneumologia e intensiva. E nei nostri ospedali dismessi possiamo solo mandare pazienti post cura, quindi la riabilitazione respiratoria eccetera, e ci sono serviti, perché pensate, se non ricordo, sono 700 posti letto, 700 posti letto nei ospedali dismessi, che noi strategicamente abbiamo tenuto, diciamo, anche se al minimo in funzione. Sono ospedali di comunità di fatto, quindi vengono poi per il post, come diceva il Presidente, sono utilizzati in questo senso. Ma quindi nelle altre ondate li avete utilizzati? Valdobbiadene è stato usato, Noale è stato usato, Monselice non sono sicura se sia stato usato, però sicuramente Valdobbiadene e Noale sono stati usati. Sì, dopo vi dirò, siccome ogni tanto arriva qualche premio Nobel che dice perché non si portano tutti lì, no? Non si può, noi li abbiamo valutato. Ma non c'è neanche personale, immagino, c'è già scarseggia per il... Abbiamo il problema dei team di cura e poi abbiamo il problema dell'infrastruttura, cioè le terapie intensive prevedono altre infrastrutture anche ospedaliere, no? Cioè non è che tu puoi caricare uno in ambulanza e portarlo da un'altra parte quando c'è un problema. L'altra domanda si riaggancia a quello che ha detto il Presidente alla fine del suo intervento, cioè che potrebbe essere un buon aiuto l'idea del generale Figliuolo di mandare delle equip di militari per aiutare nell'attività di tampone, soprattutto per i le bambini. Scuole. Ecco, sono già arrivati anche nel Veneto? Sì, abbiamo già i contatti, l'assessore ha già avuto i primi contati, non sono arrivati, però io insomma il generale Figliuolo lo sento spesso e devo dire che c'è la volontà di rimpinguare, diciamo, la macchina del contact tracing e dello screening nelle regioni. Abbiamo idea più o meno di quando potrebbero arrivare? Che tempi abbiamo? Allora, io ieri ho sentito il distaccamento di Padova, stanno organizzando per delle squadre mobili su ogni USL, quindi abbiamo ragionato con 1/2 squadre mobili, che vuol dire un medico e 2 infermieri, insomma dovrebbero essere composte così, che noi pensavamo di inviare direttamente dentro le scuole, quindi noi tramite i SISP inviamo dentro le scuole, stiamo costruendo il protocollo adesso con la prevenzione e quindi proprio per avere questa modalità.
e poi ci hanno dato anche disponibilità a Padova per un'eventuale refertazione di tamponi molecolari, circa quelli più urgenti che rimanevano indietro, sempre per le scuole, quindi mirate circa un centinaio al giorno. Stiamo costruendo tutta appunto l'azione operativa per capire da settimana prossima, però non abbiamo ancora una data quando potrebbero entrare in funzione. Sì, volevo aggiungere una roba, che sta settimana, forse 2 giorni fa, abbiamo toccato la punta di 140.000 tamponi al giorno. Questa settimana? Sì, in un giorno. Sì, ho capito. Vorrei ricordare, onde evitare dopo rincorrere notizie che non hanno nessun fondamento, che la capacità del Veneto, che è la regione che tira di più sui molecolari perché abbiamo fatto un sacco di investimenti nelle microbiologie, non va oltre i 25-27.000 tamponi al giorno. Chiaro? No, ve lo dico perché questa attività di screening che noi facciamo, se riusciamo a farla perché usiamo l'antigenico, del resto come indicazione, spieghi perché usiamo l'antigenico, dopo viene fuori la sua inventano. Noi avremo una capacità di 27.000 tamponi al giorno con i molecolari, però l'antigenico ci aiuta ad arrivare a 140.000. Sì, ma se voi andate a vedere quanti ne becchiamo con gli antigenici, che inevitabilmente non avremmo mai testato, prendete paura. Se vuol dire perché usiamo l'antigenico, come fanno tutti, non è che lo usiamo solo noi. Allora diciamo che l'antigenico è un test che ci serve ad individuare in ambito di sanità pubblica in maniera veloce il soggetto positivo, nel caso in cui appunto c'è un'alta circolazione virale. La circolare ancora dell'8 gennaio del 2021 conferma questo e dice addirittura che nelle condizioni di alta prevalenza, quale può essere quello di questo momento, non c'è neanche bisogno di confermare l'antigenico positivo, perché è chiaro che se circola tanto il positivo è positivo. Al contrario ci dice che se troviamo un soggetto che risponde con un tampone negativo ma è paucisintomatico, è bene che in quel caso facciamo il tampone molecolare per evitare che possa essere un falso negativo. Quindi diciamo che il tampone rapido ci ha aiutati sempre nella strategia che menzionavo prima, cioè quella di intercettazione di più positivi possibili o di escludere i soggetti negativi nell'ambito della nostra strategia. Questa strategia è stata confermata dagli ultimi report dell'ECDC, perché anche l'ECDC conferma che l'utilizzo da parte dei diversi paesi europei, chiaramente non fa riferimento specificatamente alla nostra regione, ma dice che l'utilizzo massivo di tutti i test che erano disponibili, tra cui soprattutto i test molecolari, ha permesso di contenere la circolazione del virus. Quindi noi facciamo una media, questa settimana abbiamo fatto una media giornaliera di 95.000 tamponi al giorno, quindi questo come media, di cui quello che diceva il Presidente è il massimo per quanto riguarda i tamponi molecolari e poi tutto il resto naturalmente di tamponi rapidi, ma per ognuno ci sono delle indicazioni. Ecco, perché se no faccio conclusione. Allora, 95.000 tamponi al giorno in totale, tra molecolari e rapidi. Di media. Di media. Ecco, quindi i 140.000 con una punta di 138.000. Perfetto, benissimo. No, questo è un passaggio perché? Perché non serve che io lo stia qui a spiegare, se il fattore limitante è il numero di molecolari, e considerate che noi siamo quelli che ne fanno rispetto alla popolazione di più, quindi con una percentuale più alta, c'è un altro aspetto fondamentale, che quando voi mi venite a dire, o il cittadino mi viene a dire 3-4 giorni, diceva forse anche Beppe Pietrobelli prima, 3 o 4 giorni per avere l'esito, non sta parlando dell'antigenico, ma parla del laboratorio e del lavoro delle microbiologie, e stiamo parlando di un molecolare. Quindi attenzione, perché l'antigenico ha subito l'esito. Tutto quello che vi viene presentato come ritardo è la prova provata che noi ormai abbiamo la macchina tirata al massimo. Io ci vado, se volete vi facciamo accompagnare, vi scegliete voi la microbiologia che scegliete, vi facciamo entrare, io ogni tanto ci vado e voi prendete paura. Ci sono carrelli pieni, arrivano quei furgoni di provette che arrivano da tutti i centri. Questa è la macchina, dopo scrivere una roba, ma vederla è un'altra. Presidente, mi scusi, mi collego a questo come ultima domanda. Il fatto che ci sia una potenza di fuoco così importante, perché mi pareva che lei avesse detto che
Adesso siamo riusciti ad arrivare a punte di 140.000 tamponi al giorno, l'anno scorso si riusciva ad arrivare circa a 78.000. Bravo, abbiamo fatto una punta di 73.000, penso il 31 dicembre se andate a controllare. Questa potenza di fuoco è legata anche alla decisione di alcune USL di interrompere l'attività di tamponi a pagamento per dedicarsi alle vaccinazioni? No, abbiamo affinato le squadre. Visto che c'è carenza di personale, chiedo. Sì, considerate che abbiamo affinato le squadre, considerate che abbiamo tamponi antigenici che nelle prime fasi non avevamo quelli di primissima generazione, considerate che adesso addirittura c'è l'immunofluorescenza, come è definito, il quarta generazione. Sì, abbiamo anche i tamponi rapidi di laboratorio. Che li fanno sul posto, con la macchinetta. Quelli di terza e quelli di quarta sono rapidi, vanno in laboratorio e nell'arco di poche ore si riesce ad avere l'esito, quindi diciamo che la diagnostica attraverso i tamponi anche rapidi ha avuto delle evoluzioni, quindi abbiamo una gamma di tamponi rapidi sempre più sensibili e specifici che ci permettono appunto di fare diagnosi o di chiudere quarantene, perché vengono utilizzati anche per la chiusura delle quarantene. Ok, grazie. Grazie. Prego. Antonella, prego. Prego, Antonella Prigioni. Alla luce appunto di quello che si diceva prima anche dell'incremento da parte del generale Figliuolo per eseguire tamponi, volevo sapere qual era la situazione nelle scuole, dato che nel giro di 24 ore è stata ripristinata la quarantena dopo la presenza di 2 positivi e non la quarantena con un solo positivo, insomma. Grazie. Allora, questa domanda mi permette un attimo di spiegare perché si è generata un po' di confusione. Allora, se vi ricordate, l'ultimo giorno, non mi ricordo quando abbiamo fatto la conferenza stampa, noi abbiamo presentato lunedì la circolare del Ministero martedì che diceva che diciamo momentaneamente, quindi ripeto momentaneamente, il protocollo che era di mantenere la frequenza in presenza di 1 o 2 casi positivi in una classe veniva sospeso perché quel protocollo prevede un tampone a tempo zero definito nell'arco delle 24-36 ore dalla segnalazione e poi un tampone anche al T5, cioè dopo 4-5 giorni dal primo tampone, perché i ragazzi negativi potessero restare in classe. È chiaro che con l'aumentare dei casi, questo non solo da noi ma in tutta Italia, mantenere questo tipo di protocollo e quindi questo tipo di controllo tramite tamponi chiamata sorveglianza vigilata risultava insomma poco sostenibile. Quindi a seguito di confronto col Ministero e in seguito di accordo tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione era venuta fuori la circolare che abbiamo presentato martedì. Nelle ore successive è stata trovata la soluzione di trovare un rafforzamento di quella che era la capacità, quindi il sostegno alle regioni per poter mantenere questo tipo di protocollo e quindi è arrivata l'altra circolare. Quindi niente di così catastrofico se non una cosa positiva, cioè la possibilità di mantenere, se riusciamo, i ragazzi in classe anche in presenza di 1 o 2 casi positivi attraverso queste squadre che, come diceva l'assessore, arriveranno, e quindi stiamo facendo un protocollo perché i referenti delle ULSS siano direttamente per le scuole, si mettono in contatto direttamente e quindi vanno nelle classi e garantiamo il più possibile la presenza degli studenti in classe. Grazie. Io adesso passerei la parola. Chi fate 2 prima? Allora, prima l'assessore Lanzarini e poi la dottoressa Russo. Grazie. Grazie, buongiorno. Prego, assessore. Sì, allora, buongiorno. Ieri abbiamo fatto l'incontro con i rappresentanti dei pediatri a livello regionale per iniziare a definire la vaccinazione appunto dell'età pediatrica 5-11 anni dopo il via libera di AIFA. Non è ancora arrivata la circolare, quindi chiaramente aspettiamo anche la circolare perché abbiamo solo il comunicato di AIFA che ha comunque autorizzato e sbloccato la situazione. Allora, la platea che riguarda il Veneto è una platea di 302.000 circa soggetti, quindi 31.750 sono arrotondato a 302.000, i soggetti che hanno dai 5 agli 11 anni di età.
E noi abbiamo quindi con i pediatri di libera scelta ripreso il protocollo che era già stato approvato e condiviso con loro, e quindi in continuità, chiedendo e pensando anche che per questa fascia d'età, che è una fascia d'età sicuramente molto sensibile, che deve essere accompagnata sempre su base volontaria chiaramente alla vaccinazione, sia molto importante la conoscenza dell'assistito, del bimbo, ma anche poi il contatto con la famiglia. Quindi l'idea nostra è quella appunto che per questa fascia di età la vaccinazione sia in capo, quindi è condivisa anche con loro, con i pediatri di libera scelta, che in Veneto sono 525, ricordo, con le modalità già previste all'interno del protocollo che abbiamo siglato con loro, ossia nei propri ambulatori, oppure negli hub vaccinali con delle linee dedicate, è già successo tipo nella provincia di Treviso, quindi per la vaccinazione dai 12 ai 16 anni, e con la vaccinazione a domicilio, perché quei bambini che non possono muoversi quindi devono essere raggiunti a domicilio. Abbiamo visto che il protocollo precedente aveva avuto un'adesione del 60% da parte dei pediatri di libera scelta, quindi 315, però alla fine quelli che avevano effettuato almeno una vaccinazione sono stati 169, il 32%. Quindi un numero inferiore rispetto insomma alla platea complessiva dei 525 pediatri che oggi ci sono in Veneto. E vi do un altro numero, tanto per così insomma completiamo con i numeri. Le vaccinazioni che hanno fatto i pediatri finora, insomma la fascia che si poteva vaccinare, quindi 12-16 anni, è stata di 17.362 somministrazioni, 17.362 somministrazioni. È chiaro che in questo caso vedremo insomma come sarà la risposta. Abbiamo quindi chiuso insomma e concordato con loro che il protocollo è lo stesso protocollo, quindi ogni pediatra, ogni azienda sanitaria, quindi abbiamo invitato le aziende sanitarie a riunire il comitato aziendale e concordare con loro la migliore modalità, perché tipo è emerso che Padova, che ha fatto la vaccinazione quasi completamente nei singoli ambulatori, ha fatto un numero di vaccinazione molto inferiore rispetto ai 10.000, mi ricordo questo numero, che ha fatto Treviso, quindi l'USL trevigiana, che invece ha utilizzato la modalità delle linee dedicate all'interno degli hub vaccinali in cui i pediatri si turnavano, quindi con la prenotazione. Quindi abbiamo lasciato alle singole aziende, quindi a loro nelle singole aziende, decidere quella che è la modalità. Siamo in attesa di capire come arriverà il vaccino Pfizer, perché non è ancora, arriva sicuramente con le dosi già, quindi con le fialette già con le dosi inferiori, quelle previste. La dottoressa Russo diceva che potrebbe anche arrivare in monodose, ma non si sa, e questo faciliterebbe ancora di più. Però insomma siamo in attesa di capire questo. Questo per quanto riguarda la vaccinazione appunto e gli accordi che abbiamo preso ieri con i pediatri. Se ci sono domande, Angela Pederiva, poi Michela Nicolussimoro e Pietro Belli. Grazie, buongiorno Assessore. Sul piano organizzativo si prevedono prenotazioni? Allora, noi abbiamo lasciato chiaramente a ogni singola azienda, quindi ieri abbiamo poi immediatamente scritto alle singole aziende dicendo abbiamo fatto l'incontro regionale, poi le singole aziende in base anche alla modalità, perché se prevale la modalità del lab è chiaro che in quel caso lì insomma prevalga la vaccinazione, la prenotazione, scusatemi. Se invece prevale la modalità dell'ambulatorio singolo, in quel caso saranno i pediatri che chiamano direttamente o che comunque vengono contattati dai genitori. Michela Nicolussimoro.
Sì, Assessore, mi scusi, volevo capire, la data di inizio è il 16 dicembre per i bambini? Allora, ieri anch'io ho sentito il 16 dicembre, inizialmente era il 23, però non c'è ancora la circolare, quindi noi dobbiamo attendere la circolare che dirà effettivamente qual è la data di inizio, perché oggi non c'è una circolare ancora ufficiale. E l'altra cosa rapidamente, c'è stato nella notte un attacco hacker al sistema di prenotazione dell'USL Euganea. Volevo capire se è un caso isolato o se ha riguardato tutto il sistema regionale. No, è un caso isolato, siamo stati notiziati questa mattina, ha riguardato, fortunatamente speriamo insomma che sia così per il momento, solo l'USL 6 Euganea, e mi dicevano insomma che gli informatici e tutto il resto erano al lavoro per cercare di capire, ripristinare e mettere in protezione, però non ho altre informazioni. No, va bene, era solo per capire, siccome oggi è solo un caso isolato, USL 6 Euganea. Grazie. Pietro Belli. Una domanda è andata adesso, grazie. No, volevo precisare, siccome ho guardato adesso i dati di incidenza su positivi e tamponi, la media nazionale oggi è 2,47, la media del Veneto è 3,18, quindi non è esattamente vero quello che diceva lei prima, o diceva il Presidente, che facciamo più tamponi e per cui abbiamo più positivi. No, noi facciamo più tamponi, cerchiamo più soggetti. Se lei va a cercare le tabelle dove c'è scritto quanti tamponi si fanno, vedrà che noi facciamo più tamponi. Vabbè, noi abbiamo 3,18 oggi e la media nazionale è di 2,47. Ma questi sono i tamponi o l'incidenza? Non ho le tabelle. Il numero di positivi sul numero di tamponi effettuati. In Veneto a fronte di 90.000 abbiamo 3.000. Certo. In Italia a fronte di 600.000 abbiamo 16.000. Sì, ma questa è l'incidenza sul numero dei tamponi, ma il fatto che noi troviamo più positivi perché facciamo più tamponi è così? No, ma è l'incidenza, scusi, se io faccio 100 tamponi io ho una maggiore incidenza di positivi sul numero di tamponi. Perché ne faccio di più e quindi ne cerco di più. Assoluti, certo noi ne abbiamo fatti 90.000 e magari ne abbiamo fatti, però ne abbiamo trovati di più di positivi. Beh, ma ne abbiamo fatti 90.000, non è che tutti ne hanno fatti 90.000. O si ragiona sugli assoluti o si ragiona sul percentuale. Allora, ci sono cose diverse. Allora, l'incidenza sono il numero di nuovi casi sulla popolazione di riferimento. Noi abbiamo una incidenza che abbiamo dell'ultima settimana, cioè del report che ci è arrivata, pari a 317 su 100.000 abitanti, ed è un'incidenza molto alta. E questo chiaramente non si discute perché è un tasso, significa che è tarata sulla popolazione ed è confrontata con tutte quelle delle altre regioni, per cui è una delle incidenze più alte. Come si arriva a questa incidenza? Cioè la capacità diagnostica è uguale per tutte le regioni? Probabilmente no, e così è. Quindi una cosa è certa, che abbiamo un'incidenza molto alta. Un'altra cosa è certa, che noi facciamo moltissimi test, per cui abbiamo una probabilità maggiore di trovare soggetti positivi. Ma vabbè, no. Forse non riesco a spiegare. Se no facciamo un dibattito. Ho capito, vabbè. Prima dicevate facciamo più tamponi, per quello abbiamo più positivi. Io dico che l'incidenza di positivi a parità di tamponi è maggiore nel Veneto rispetto alle altre regioni. Non è a parità di tamponi. Qualitativamente è un altro discorso, perché se arrivano a 27.000 rispetto ai 90.000 sui molecolari ci sono una percentuale. Due parole le faccio invece rispetto alla domanda che faceva Tosato sulla carenza di medici. Allora, è chiaro che stiamo vivendo una stagione, credo, tra le più difficili in questo momento, nel senso che carenza di medici ospedalieri su determinate specialità. Sapete che tutte le borse di specializzazione del pronto soccorso messe a bando hanno avuto un risultato effettivamente molto inferiore rispetto ai posti, quindi insomma è chiaro che su alcune questioni c'è un confronto continuo a livello nazionale nel capire anche perché e le modalità per invertire questa rotta, e oggi abbiamo una forte carenza di personale sul territorio che fino a un paio d'anni fa sentivamo un po' meno.
Allora, è chiaro che cosa stiamo facendo. Abbiamo presentato intanto in Commissione Salute mercoledì tutta una serie di emendamenti legati alle risorse umane e al personale da inserire in finanziaria, concordati tra tutte le regioni, che prevedono non solo la proroga di tutti gli strumenti che sono stati inseriti con lo stato emergenziale, ma anche nel cercare appunto di trovare delle soluzioni. Per quanto riguarda anche la medicina territoriale, sono stati presentati gli emendamenti tipo che cercano di risolvere il problema che se c'è un medico in formazione attuale per quanto riguarda la medicina generale non può avere più di 500-600 nel nostro caso assistiti e non può quindi avere i 1500 assistiti che sono quelli che invece oggi noi abbiamo come massimale in Veneto, e quindi abbiamo presentato anche degli emendamenti a livello nazionale, insomma, per cercare di diciamo così, insomma, risolvere questa situazione e permettere anche i medici di formazione. Lo potrebbero fare prima della formazione, entrano in formazione, quindi viene ridotto il numero degli assistiti che possono avere. Quindi anche in accordo con altre regioni abbiamo presentato questi emendamenti, vedremo insomma che risultato avremo. Abbiamo però chiaramente un problema importante legato al fatto anche dell'attrattività, perché comunque essendoci oggi, voi sapete, una graduatoria di 650 medici già formati per quanto riguarda i medici di famiglia, però abbiamo comunque, rimangono 450 circa zone carenti. E poi abbiamo l'altro problema, che è quello chiaramente che oggi, essendoci molti medici che sono entrati in formazione e che quindi oggi non sono più disponibili, e poi molti medici che sono entrati nelle USCA e quindi oggi sono all'interno di queste nuove organizzazioni che sono state create, quindi vengono sottratti invece ad altri ruoli che prima potevano ricoprire. Quindi un meccanismo un po' complesso che sta creando insomma questo cortocircuito. Ma noi abbiamo, assessore, più o meno i numeri di quanti specializzandi avete perso, tra virgolette, perché devono completare giustamente la formazione, di quanti medici invece hanno preferito lasciare la dipendenza? Non ho i numeri, però possiamo cercare di recuperarli e di fare anche una suddivisione. Oggi non ce li ho, però possiamo provare a capire, insomma, recuperarli anche, penso sia fattibile la cosa. E magari se ci fate sapere anche più o meno la percentuale di reparti che si stanno riconvertendo in reparti Covid, così capiamo la situazione agli ospedali. Va bene. Grazie. Dottoressa Ruscia. Una cosa, visto che avete fatto l'audizione con la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite sui FAS, ci potete dire qualcosa di che cosa vi è stato chiesto e di che cosa avete detto? No, abbiamo ripercorso la cronistoria, quindi tutte cose che voi già sapete, insomma avete già scritto tutti i vari passaggi che sono stati fatti, quindi dall'inizio in cui siamo stati attenzionati, le azioni di mitigazione, di un monitoraggio della popolazione, tutto il resto, quindi abbiamo ripercorso e consegnato, ci hanno chiesto, quindi ne abbiamo messo a disposizione tutta la documentazione che oggi è in capo alla Regione. Perché siccome uno dei punti era quello della trasparenza informativa e per avere certi dati le mamme non FAS e Greenpeace avevano dovuto ricorrere al TAR, abbiamo messo che la Commissione volesse aprire un riflettore anche su questo e quindi sulla Regione Veneto, che aveva ritenuto di non dare quei dati e poi era stata costretta a consegnare. Abbiamo dato tutti i dati che ci hanno chiesto e messo a disposizione tutta la documentazione che abbiamo con la massima trasparenza. Io avevo, scusa Assessore, solo un chiarimento su queste squadre sanitarie messe a disposizione del figliuolo, se ho ben capito. Vi aspettate un aiuto concreto? Perché sembrerebbe un po' una goccia nel mare, insomma, no? Allora, ci aspettiamo che queste potrebbero darci un aiuto, nel senso che oggi sapete che i focolai all'interno delle classi sono tante, quindi noi abbiamo poi il discorso che quando c'è un caso positivo tutti i ragazzi di quella classe o vanno al centro tampone o le squadre vanno nelle scuole, però è più facile che vadano al centro tampone.
quindi con anche situazioni di commistione tra soggetti che vanno lì per altri motivi, quindi che possono essere positivi, si sono create anche delle situazioni di un certo tipo. Questo potrebbe permettere forse di ordinare in maniera un po' più tutta l'operazione, e quindi perché loro sono disponibili ad andare direttamente all'interno della classe, fare appunto tutta l'analisi e quindi lo screening, e poi andare all'interno di un'altra classe se è necessario, o spostarsi in un'altra scuola. Dobbiamo vederla un po' in maniera operativa, questa azione. Comunque ben venga tutto quello che ci può aiutare a essere puntuali anche sul fronte scuola. Chiariamo, mi scusi Assessore, queste squadre arrivano da Padova, non arrivano da Roma? No, arrivano, le mettono a disposizione Padova, non so se poi Padova ha tutto il personale o se Padova all'interno del Veneto cercherà del personale, visto che è personale infermieristico o medico, però noi ci stiamo coordinando con Padova, certo. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande per l'assessore non so se ci sono, no, c'è poco da aggiungere, volevo solo dire che a proposito di quello che sta succedendo in Veneto bisogna guardare la mappa dell'ICDC. La mappa dell'ICDC, che è questa, che la trovate sull'ICDC, vedete come c'è un fronte che parte dall'est e praticamente investe in prima battuta tutte le regioni del nord-est, e poi via via si sta spostando anche verso il centro Italia. Questo è un problema di circolazione virale che non conosce i confini amministrativi né degli stati né delle regioni, e che viene ad essere arginato e combattuto soprattutto dalla protezione vaccinale, che le singole popolazioni che via via il virus incontra praticamente riesce a contenere. Questa è la valutazione che ha fatto anche l'ICDC, che ha tutta la situazione europea a disposizione, e negli ultimi risk assessment che ha pubblicato dice a tutte le regioni europee di puntare alla vaccinazione e a raggiungere la più alta copertura possibile, sia per quanto riguarda coloro che non si sono mai vaccinati, sia naturalmente per la dose booster, perché abbiamo visto, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, che la copertura, la protezione immunitaria tende a decrescere, e spesso abbiamo ripositivizzazione nei soggetti che sono verso la fine della protezione immunitaria, che non è detto che sia 6 mesi, l'abbiamo detto, in un primo momento si pensava che potesse durare 6 mesi, abbiamo visto invece che è meglio anticipare. Ci sono dei paesi che addirittura hanno pensato di farla dopo 3 mesi, quindi diciamo che sono tutte conoscenze in progress che mettono in evidenza come il rinforzo della vaccinazione, sia per l'inizio della vaccinazione, che quindi riduce la popolazione suscettibile, sia il fatto di potenziare la risposta del singolo individuo, sono le uniche misure che abbiamo al momento a disposizione. Ecco, questa è la situazione. Poi per quanto riguarda le varie aree, per quanto riguarda i parametri, il Presidente l'ha già detto all'inizio, noi abbiamo raggiunto il 10% per le terapie intensive e non per l'area medica, siamo all'8%, per passare dobbiamo raggiungere, speriamo di non raggiungerlo, il 15% dell'area medica. Dopodiché di ogni 10, il raddoppio di ognuna di queste percentuali ci porta alla fascia successiva e quindi all'avanzamento del rischio. Quello che posso dire è che si osserva già in chi ha avuto delle grandi ondate come la Gran Bretagna o come anche Israele, si vede un aumento una importante circolazione virale e una più ridotta ospedalizzazione. Questo l'avevamo già visto in estate, si sta vedendo ancora di più adesso, e si è visto anche in Inghilterra, dove c'è ancora una media di 35.000 casi al giorno, però il peso sul livello degli ospedali si mantiene costante. Quindi questo, se vogliamo, può essere un elemento positivo, cioè a fronte di un'alta circolazione del virus riuscire a tenere e riuscire a caratterizzare il comportamento di questo virus come altamente contagioso, ma probabilmente forse meno grave. Però sono tutte incertezze che vengono anche espresse
nel risk assessment dell'ECDC e che via via cercheremo di consolidare. Speriamo di non andare verso questo aumento della gravità. Va bene, dai. Scusate, l'ultima cosa per chi c'è. L'ultima. Sì, così la dite voi alla gente, perché noi l'abbiamo detto tante volte, dal 6 entra in vigore questo Super Green Pass. Possiamo spiegare che chi ha il Super Green Pass, voglio dire, nelle zone sia gialle che arancioni, può comunque fare delle cose proibite a chi non ce l'ha? Perché c'è tanta confusione su questo discorso. Allora, io che ho il Super Green Pass nella zona arancione posso comunque andare al bar, lo trovo aperto o no, per dirlo in parole povere? Fino alle 6 di pomeriggio. Ecco, magari se riusciamo a dire... Cioè le limitazioni che sono previste nelle varie aree non valgono per chi ha un Green Pass da vaccinazione rispetto a chi ha un Green Pass semplice. Perfetto, grazie. Bene, grazie. L'ho preso paura.